Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi 11 maggio avremo ospiti in studio nella prima parte per il dibattito del mattino Stefan Ciocco del Partito Democratico e Barbara Odorico di Forza Italia. Poi parleremo con la deputata di Fratelli d'Italia, nonché assessore all'educazione del Comune Nicole Matteoni. Quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo, fare anche le vostre segnalazioni naturalmente, come sempre scrivendoci in diretta oppure chiamandoci al telefono. Allora andiamo a vedere le previsioni del tempo con il sito dell'Osmer ARPA regionale. Il sito del meteo per quanto riguarda la nostra regione ci dice che la situazione generale per la giornata di oggi prevede la formazione di un minimo di pressione sull'Alto Adriatico che determinerà correnti umide da sud-est in quota e in prevalenza da est o nord-est nei bassi strati. Domani la saccatura presente sull'Europa occidentale si approfondirà ulteriormente sul Mediterraneo, determinando flussi umidi da sud verso la regione in quota. Quindi per oggi, giovedì 11, cielo coperto con piogge intense a ovest e abbondanti a est. Le piogge fino al pomeriggio saranno diffuse e persistenti, in seguito sparse e intermittenti, più probabilmente a carattere di rovescio. Quota neve in genere a 1800 metri, localmente inferiore nelle zone alpine più interne. Sulla fascia occidentale soffierà vento da nord moderato su Alpi e Prealpi Giulia, in quota vento da nord-est sostenuto sul Carso e a Trieste Bora sostenuta. Cielo in prevalenza nuvoloso invece nella giornata di domani, venerdì 12 maggio, ma con la possibilità di schiarite nelle ore centrali, specie a ovest e sulla laguna. Piogge sparse, intermittenti, in genere moderate, a carattere di rovescio temporalesco. E poi la tendenza per sabato 13 maggio, cielo in genere nuvoloso con possibili maggiori schiarite sulla fascia occidentale, in giornata rovesci sparsi o isolati temporali. Questa è la situazione meteo. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, a cominciare vediamo qui dal Piccolo. Allora, come facciamo di consueto, allora i 240 eventi di Trieste estate, titolo in prima pagina sul Piccolo. Poi ancora i piani di Ivano Fari per il rilancio di Castelreggio. Andremo a vedere anche questo perché c'è molta attesa, insomma, per l'estate che dal punto di vista meteorologico sembra non arrivare, però dovrebbe insomma prevedere molte novità per quanto riguarda la baia di Sistiana. Poi ancora Fincantieri punta sulle navi green per tornare agli utili. Ecco qui le strategie del gruppo analizzate oggi in prima pagina sul Piccolo. Poi da San Luigi a Barcola la mappa aggiornata dei nuovi autovelox, e poi Giulia, ricercatrice tra le finaliste di Giovedì Scienza, e qui una bella storia di una ragazza triestina. Poi ancora l'intervista al Festival del Cambiamento ad Almunia, l'Unione Europea metta dei limiti alle big tech, e poi i punti chiave per far crescere imprese e società. Si parla molto in questo momento del Festival appunto del Cambiamento. Ieri è andata in scena la prima parte, la prima giornata a Gorizia, oggi tocca a Trieste. Tra governi, migranti, tra Francia e Italia, accuse incrociate sulla gestione, e poi la polemica, gli studenti e il caro affitti, uno scontro fra ministri. Questi due temi, quello appunto del rapporto Francia-Italia sui migranti e quello degli studenti che protestano contro il caro affitti, sono i due temi principali, insomma, che troviamo su tutti i quotidiani in edicola quest'oggi. Andiamo a vedere alcune delle prime pagine. La Repubblica tende, il governo si spacca. Le tende sono quelle degli studenti evidentemente. Mentre dilaga la protesta contro il caro affitti, Valditara attacca i sindaci di centrosinistra, è colpa loro, non hanno fatto nulla. Nardella dice invece si vergogni. Bernini, titolare dell'università, si smarca dal ministro dell'istruzione, dice serve dialogo, non polemiche. PNRR a rischio, i fondi per 50.000 posti letto agli studenti. Anche questa è un'analisi che viene evidenziata in vari quotidiani. Poi ancora migranti, Parigi rilancia, Meloni disumana e scoppia il caso TAV. La vicepremier spagnola critica il decreto lavoro.
Ancora vediamo la stampa, la prima pagina della stampa, premier eletto, il Colle non si tocca, qui la scelta invece sul tema delle riforme, parla la ministra Casellati che boccia la bicamerale, le accuse di Francia e Spagna sui migranti, gestione indecente, il governo, fanno politica interna. Giorgia, il patto sovranista per il 2024, il retroscena analizzato sulla stampa, poi si parla anche di intelligenza artificiale, paura del futuro, il problema è se noi sappiamo meno di lei, appunto dell'intelligenza artificiale, un tema che abbiamo dibattuto anche noi appunto con il nostro telegiornale, con i nostri servizi, proprio in occasione del Festival del Cambiamento. Andremo a vedere anche il servizio, ma torniamo alla lettura delle prime pagine. Il giornale, il piano del governo contro il caro affitti, la sinistra propone gli espropri, la maggioranza punta su caserme ed edifici inutilizzati, sono oltre 3 milioni. Queste le possibili soluzioni al problema che in molte città esiste effettivamente, viene evidenziato così con forza dagli studenti. L'internazionale anti-Meloni torna a insultare l'Italia su lavoro e immigrazione, attacchi politici dai governi di Francia e Spagna per boicottare l'euroalleanza fra PPE e conservatori. La prima pagina di Libero, un titolo forse insomma, meno elegante, fatevi il mazzo non la tenda, però insomma è sempre dedicato alla protesta degli studenti. I compagni usano la protesta degli studenti contro il caro affitti per attaccare l'esecutivo, ma è un'iniziativa sbagliata, il campeggio del PD, questo è il sottotitolo. Il Fatto Quotidiano, studenti senza casa e PNRR aiuta i privati. Questa è invece l'analisi da quest'altro punto di vista del Fatto Quotidiano, il popolo delle tende e la legge sbagliata del governo Draghi, fra virgolette sbagliata. Servono 100.000 posti ma ne sono previsti solo 60.000 e poco convenienti. Questo è il problema del caro affitti un po' in tutta Italia e soprattutto naturalmente nelle grandi città da cui è partita la protesta. Torniamo sul piccolo, andiamo ancora a vedere dalla prima pagina ancora l'analisi, insomma l'intervista che hanno fatto i giornalisti del piccolo sul futuro di Fincantieri, rivoluzione Fincantieri, navi green e digitali per tornare a fare utili. Il CEO Folgero presenta la svolta industriale agli analisti, fino a 4,2 miliardi di ricavi dalle crociere di qui al 2025, il rilancio di Vard eolico offshore è strategico. Dunque ancora sempre per quanto riguarda la Fincantieri, test chiave a Monfalcone, i robot fanno il lavoro degli operai che mancano, illustrata la nuova organizzazione produttiva per rendere più efficienti gli stabilimenti, in arrivo gru giganti per accelerare i processi di allestimento delle grandi navi. Questo è il cambiamento che si prefigura appunto anche nel mondo del lavoro. Ne abbiamo parlato ieri proprio in occasione del Festival del Cambiamento che è iniziato ieri a Gorizia. Abbiamo appunto analizzato proprio il tema delle macchine, il rapporto macchine-uomo anche a livello lavorativo ma non soltanto. Allora vediamo se è possibile rivedere il nostro servizio appunto sulla prima giornata del Festival del Cambiamento iniziato ieri a Gorizia. Come dicevo prima, oggi sarà la volta invece di Trieste. Vediamo. L'uomo nell'età della tecnica, la guida è già passata alle macchine, una risposta all'interrogativo attualissimo in tempi di intelligenza artificiale e metaverso è arrivata dal filosofo Umberto Galimberti, ospite della prima giornata del Festival del Cambiamento promosso da Camera di Commercio Venezia Giulia e European House Ambrosetti. Quello che è cambiato è che l'uomo non è più il soggetto della storia, il suo posto l'ha presa la tecnica. Non ha scelto lei di avere il telefonino o il computer, è la tecnica che gli ha imposto di comunicare attraverso il telefonino e il computer. Poi aggiungiamo che la tecnica non ha scopi, non ha per orizzonte di senso, la tecnica funziona.
Il suo funzionamento è diventato planetario e noi dobbiamo subordinarci a questo funzionamento. Il forum punta a diventare un appuntamento fisso sui grandi temi legati al cambiamento della società e dell'economia. Oggi ci troviamo a cavalcare la famosa l'onda del cambiamento. E perché parte da qui? Perché abbiamo individuato già 2 anni fa questo cambiamento che sta correndo in maniera veloce. Dopo la pandemia c'è stata un'accelerazione. La prima giornata è andata in scena non a caso nella città di Gorizia. Ormai i processi di cambiamento hanno subito in tutto il mondo una accelerazione eccezionale. Questo che cosa significa? Che noi dobbiamo essere in grado, dall'ambito nazionale, prima ancora europeo, fino a quello micro comunale, essere in grado a corrispondere alle aspettative e alle esigenze del territorio. Il tema del cambiamento è affascinante ed è bello che se ne discuta come oggi qui a Gorizia, in particolare un'amministrazione come la Regione, ma ogni amministratore ha la responsabilità di avere una visione per il futuro che è frutto della conoscenza del passato e dell'interpretazione del presente. Domani l'appuntamento si sposterà a Trieste, si parlerà ancora di innovazione, di transizione verde e digitale. Ecco, questa è la prima puntata, possiamo dire così, del Festival del Cambiamento. Torniamo a leggere il giornale, torniamo sul piccolo invece per parlare degli eventi che ci attendono quest'estate qui a Trieste. Allora, musica, teatro e cultura per Trieste estate, 240 eventi in cartellone. Per l'assessore Rossi la manifestazione 2023 avrà il budget più alto mai messo a disposizione, con 1,2 milioni. Sedi, torna a Piazza Verdi, in periferia 25 iniziative. I luoghi individuati per gli spettacoli sono appunto il Castello di San Giusto, i musei Winkelmann e Sartorio e il giardino pubblico. Nel mese di luglio gli appuntamenti con Zucchero, Antonacci, Maneskin, confermati i festival rock, jazz e di cinema, quindi tanti eventi, tanti concerti, musica, ma tanta cultura appunto nell'estate triestina. Vediamo ancora il tesoretto da 1,5 milioni per sistemare facciate e serramenti del Verdi, soldi recuperati dagli avanzi dell'ormai defunto Fondo Trieste. Il sovrintendente Polo dice cifra a disposizione, bandiremo la gara. E poi si parla anche dei classici Celoperetta Festival che è stato presentato ieri appunto in occasione proprio della conferenza stampa di avvio di queste iniziative. L'aveva seguita per noi Umberto Bosazzi, ma è il momento di collegarci in realtà con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Vediamo allora chi è al telefono con noi quest'oggi. Buongiorno. Buongiorno ispettore capo Leonardo Roberto. Buongiorno. Dunque, notato nella norma, come mi hanno detto le mie colleghe smontanti, non è successo nulla di particolare. Per la giornata di oggi manifestazioni che riguardino la viabilità ordinaria non ve ne sono, ci sono svariati mercatini imposti rionali, però le ripeto, niente che riguardi di particolare rilievo la viabilità ordinaria, perciò per oggi proprio non avrei nulla da la situazione di via Mazzini per aggiornare sempre i nostri telespettatori. La situazione di via Mazzini è sempre così, mi sembra stanno lavorando, mi sembra forse però ieri non ci siamo soffermati perché per noi era chiusa, mi sembra che gli autobus possano circolare a scendere, no? Continua insomma. Sì, questo è un aggiornamento che è più da Trieste Trasporti, sì. Però diciamo che mi sembra di capire che i lavori saranno abbastanza pesanti là. Pesanti, insomma, ci vorrà un po' di tempo. Non so in quanto, le ripeto, cioè, è una cosa che esula, noi certo. Riporteremo solo quando tutto quanto è la normalità. Certo, è chiaro, si riaprirà insomma completamente solo quando i lavori saranno finiti, ma sono minimo si parlava di una settimana, ma poi staremo a vedere. Sembrava di sì, però su queste cose qua sai, non si può dire, no. Non mettere voce. No, infatti, intanto comunque la situazione permane quella di ieri sostanzialmente. Esattamente. Va bene, grazie all'ispettore capo Roberto Leonardi. Figuri signora, saluti. Buona giornata a lei e anche ai suoi colleghi e buon lavoro. Procediamo
Proseguiamo ancora con le notizie dal piccolo. Allora vediamo, restando sempre in tema di traffico e di viabilità, si parla di autovelox, da Viale Miramare a Via Rossetti 4 nuovi box autovelox, quelle cassette insomma arancioni che dovrebbero fungere insomma da deterrente per chi ha l'abitudine di premere un po' troppo sul pedale dell'acceleratore. Poi ancora la notizia, abbiamo dato anche noi ieri nel telegiornale, addio a Don Beniamino, 52 anni di sacerdozio con l'Uruguay nel cuore, l'ultimo saluto domani in cattedrale. Questo è il lutto che ha colpito la nostra diocesi. Poi ancora andiamo a vedere altre notizie. Allora ecco qui sotto sequestro i contratti firmati dall'Arciduca, intervento dei carabinieri sulla cartella con i documenti d'acquisto dei terreni di Miramare firmati da Massimiliano d'Asburgo. Il lotto era già stato escluso dall'asta alla Stadion in attesa di verifiche sullo status pubblico, quindi è accaduto questo insomma per quanto riguarda questa asta prevista. Allora poi ancora la nuova Piazza Libertà con una breccia verso il mare dopo l'addio alla Tripkovic. Tra le proposte di un gruppo di architetti anche degli spazi per bar e infopoint, oltre a una suggestiva ricollocazione della statua di Sissi, come spesso viene richiesto anche da alcuni nostri telespettatori, quindi verrebbe, ecco si vede qui la fotografia, verrebbe ricollocata in modo suggestivo da questa parte della nuova piazza, della nuova spianata insomma che c'è al posto della sala Tripkovic dopo il suo abbattimento. Giulia, ricercatrice di università e OGS, tra i finalisti del premio Giovedì Scienza. Giulia Alessandrini sarà la protagonista a Torino il 23 maggio nella sfida sulla divulgazione scientifica, progetto Top Secret, quindi staremo a vedere che cosa succederà per questa triestina che si sta facendo strada. Allora il PD attacca, città nell'immobilità, e poi la giunta replica invece farneticazioni, l'attacco di Barbo, Russo e Salvati, maggioranza spaccata, non ha più la fiducia nel sindaco. La replica dell'esecutivo sono solo gelosia del sinistra centro per i risultati che abbiamo raggiunto. Questo è il botta e risposta. Allora noi cominciamo proprio, perché l'abbiamo raccolto anche noi come botta e risposta, proprio i vari pareri insomma, sulla gestione del comune da parte della giunta di piazza. Allora cominciamo con le critiche dell'opposizione da parte dei consiglieri del Partito Democratico. Il Partito Democratico fa partire l'affondo contro il centrodestra comunale, opere ferme, maggioranza frammentata, nessun piano strategico per il turismo, poca attenzione alle esigenze delle periferie e incapacità di gestire i fondi comunali al punto da arrivare a un avanzo di bilancio che, secondo i Dem, sono il segnale che la Giunta non ha pianificato bene la spesa pubblica. È il terzo anno che il Comune di Trieste registra un avanzo di bilancio che, se da una parte può essere sicuramente un elemento positivo, perché vuol dire che ha saputo mettere da parte appunto e quindi essere molto oculato, dall'altro in primis vuol dire che non è riuscito, non ha avuto la capacità e la strategia di spendere durante l'anno. Oltre all'immobilismo sulle opere e sul Porto Vecchio e la melina riguardo i doppi incarichi degli assessori Savino e Matteoni, il capogruppo Barbo lamenta la poca incisività del Comune verso la Regione. È una città ferma in cui i lavori pubblici sono fermi, in cui attendiamo di capire se cosa succederà in Porto Vecchio. Lunedì significativamente il sindaco e il presidente della lista di piazza, che è l'assessore Rossi, non c'erano e c'è stato il totale caos, chiuso nel rifiuto sostanzialmente di discutere delle mozioni e delle tematiche che chiedevano a Trieste di fare il ruolo di capoluogo regionale, di ribellarsi quando le decisioni regionali vanno a penalizzare i nostri cittadini. Senza girarci troppo attorno, Francesco Russo lancia il carico da 11 contro sindaco e giunta. Dopo le regionali ci aspettavamo un rilancio dell'amministrazione e della giunta. Si sono divisi, sono usciti 4 consiglieri della lista di piazza, vogliamo capire se il sindaco ha ancora l'appoggio della sua maggioranza. Io temo sia iniziato il prepensionamento di Piazza e che i suoi alleati abbiano perso fiducia in lui, soprattutto molti cittadini l'hanno persa. I comitati per l'Ovovia, i comitati per la piscina terapeutica, per Altura,
I comitati di San Giacomo dicono che c'è un malessere tra i cittadini e noi siamo qui per chiedere che questa amministrazione dia un cambio di passo oppure si faccia da parte. Credo che sia veramente... Allora, dovrebbe esserci anche una replica da parte appunto dell'assessore vice sindaco Serena Tonel, sentiamola insieme. Io capisco che l'opposizione debba fare il suo lavoro perché questo determina anche un equilibrio istituzionale utile, ma nel farlo potrebbe anche scegliere argomenti fondati. Dicevono appunto che lunedì non c'erano assessori nel Consiglio comunale, quando in verità eravamo presenti io e gli assessori Babuder, Lodi, Avian e De Blasio a gestire anche quelle che erano le discussioni in essere e tantomeno vedo un problema di tenuta della maggioranza, perché la Giunta e i consiglieri di maggioranza stanno continuando a lavorare. Allora, andiamo a vedere anche la questione di cui abbiamo parlato 2 giorni fa, del parco lineare. Ricorderete appunto l'intoppo per quanto riguarda la gara, perché una delle ditte che sono risultate vincitrici appunto dell'appalto non ha superato l'antimafia, i controlli antimafia. Parco lineare pronti a sostituire la Coop, così il CNS, capofila dell'ATI che ha vinto l'appalto, dopo l'ALT alla procedura causa interdittiva antimafia a una consorziata, quindi c'è già pronto, insomma, è già pronta la sostituzione per quanto riguarda questa importante opera all'interno del Porto Vecchio. Abbiamo parlato anche del Festival dell'Operetta, il cartellone di Trieste Estate 2023, sono inserite alcune manifestazioni da tempo alleate estive del Comune, tra queste appunto c'è il ritorno in grande del Festival dell'Operetta, presentazione che ha seguito per noi Umberto Bosazzi. Si parte sabato 3 giugno, si chiude il 9 settembre. Il Trieste Operetta Festival, presentato oggi, si propone come un appuntamento diffuso lungo tutta l'estate triestina e difatti è parte integrante di Trieste Estate. Una scommessa, quella portata avanti dall'Associazione Internazionale dell'Operetta con il Comune, il Teatro Verdi e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che però poggia su basi solide e soprattutto può contare sul ritrovato, ma sarebbe meglio dire forse sull'appena intrapreso, coinvolgimento delle maggiori realtà teatrali triestine. C'è stato veramente l'interesse da parte dell'amministrazione comunale di farlo ripartire. Noi avevamo avuto la fortuna, grazie al sostegno della Regione, di rientrare nei progetti triennali e quindi avere delle risorse un po' più cospicue e siamo riusciti a farlo ripartire. Era un obiettivo dovuto e adesso si realizzano le condizioni, soprattutto grazie all'intervento del Comune e alla disponibilità degli altri soggetti che collaboreranno con noi. Partecipare a qualcosa che sta diventando sempre più importante, sempre più grande, per noi è naturalmente un motivo di orgoglio. È molto amata da tutti noi, dalla città, ma penso possa avere anche un'attrattività turistica per un pubblico rinnovato e quindi di non poco conto. 6 in tutto gli appuntamenti, che vedranno in scena i beniamini del pubblico triestino capitanati da Andrea Binetti, anche regista degli spettacoli. La Vedova Allegra in concerto il 3 giugno al Verdi, dove sono in programma anche Il Paese dei Campanelli, 5 rappresentazioni dall'11 giugno, e Orfeo all'Inferno, 5 rappresentazioni dal 30 giugno. Al Politeama Rossetti, venerdì 8 e sabato 9 settembre, andrà in scena La Danza delle Libellule. Al Castello di San Giusto, venerdì 26 luglio, tornerà il Galà del Musical, quest'anno dedicato ai 100 anni della Walt Disney. Ancora in Piazza Verdi, venerdì 11 agosto, è Viva l'Operetta, un concerto omaggio con le pagine più famose della piccola lirica. Noi siamo felicissimi perché è una cosa che va a incastonarsi in quello che sarà un programma stratosferico di Trieste Estate che presenteremo fra qualche giorno. Allora, queste le novità per quanto riguarda il Festival dell'Operetta. Allora, andiamo a vedere ancora la prima pagina del Corriere della Sera, nuovi attacchi all'Italia.
Da Parigi a Madrid, critiche al governo, Meloni ci usano per regolare conti interni, questa è la replica. Il partito di Macron, sui migranti Roma ingiusta, la vice premier spagnola, riforme contro i lavoratori, insomma arrivano attacchi dall'estero sulle questioni del governo italiano. Allora il ruolo del Quirinale non sarà depotenziato, dice il sottosegretario Fazzolari, e poi l'eterna sfida che ritorna sull'uomo o donna forte, alcuni degli approfondimenti che troviamo oggi sul Corriere. Vediamo anche una notizia di cronaca terribile che campeggia naturalmente in tutti i quotidiani in questi giorni, sulle prime pagine, ma anche naturalmente nei telegiornali, negli approfondimenti. Il delitto di Foggia, Jessica, la madre, parla, dice: mio marito è un mostro, abusava di lei. Sappiamo che il padre ha ucciso la figlia sedicenne. Più poliziotti, ma Milano non è allarme, il caso sicurezza, Piantedosi in città. E poi ancora sul caro affitti, sì ai privati e con i comuni io dialogo, dice la ministra Bernini, che critica in questo modo anche l'altro ministro Valditara. E poi in centropagina la semifinale, nerazzurri battono 2-0 il Milan, martedì la gara di ritorno, Euroderby di Champions, l'Inter vince il primo round. Queste le notizie, andiamo a vedere anche nelle pagine interne. Migranti e lavoro da Francia a Spagna, critiche a Meloni, dal leader del partito di Macron accuse di ingiustizia e inefficacia, ma intanto si lavora alla visita di Mattarella a Parigi in giugno. Immigrazione, la politica di Meloni, dice appunto Macron, è ingiusta, disumana e inefficace, l'estrema destra francese prende a modello quella italiana, dobbiamo denunciare la loro incompetenza. Questa è la frase, uno degli attacchi, ma c'è anche l'attacco dalla Spagna sull'occupazione. Col decreto sul lavoro l'esecutivo di Giorgia Meloni ha mostrato di voler governare contro lavoratori e lavoratrici e di tornare all'uso di di contratti spazzatura. Vox vuole fare lo stesso, dice Yolanda Díaz dalla Spagna. E ancora appunto l'eredità del Fronte Nazionale reso presentabile, insomma le varie questioni, ma c'è la replica proprio della Premier, le reazioni. La Premier evita di soffiare sulla crisi e dice: cercano soltanto il consenso interno, il governo non vuole alimentare le tensioni. Questa è la lettura più così pacata e equilibrata del Premier Giorgia Meloni. Non vogliamo depotenziare il ruolo super partes del capo dello Stato, si parla delle riforme, un dibattito anche questo molto acceso in questo periodo. Poi ancora nuovi vertici di polizia e finanza, la maggioranza verso l'accordo. Oggi potrebbero arrivare le nomine di Pisani e De Gennaro, riforme, lite con l'opposizione. Appunto c'è questo dibattito molto, molto acceso tra maggioranza e opposizione proprio sulla questione delle riforme. La gara sui tempi tra Premier e Lega, che vorrebbe subito l'autonomia, l'intreccio con il probabile referendum sulla carta. Poi ancora l'eterno ritorno del duello sull'uomo forte, che forse è donna, il match Meloni-Schlein ha tanti precedenti, insomma ancora gli echi dell'incontro tra la leader del Partito Democratico e quella del governo e di Fratelli d'Italia. Tensione tra Lega e Fratelli d'Italia sulla RAI, slitta la nomina del nuovo amministratore delegato, Giorgetti a Tokyo, dossier congelato, in vigore il decreto su teatri, Fuortes più vicino a Napoli. Questi i movimenti in seguito appunto alle dimissioni del vertice della RAI Fuortes. Poi ancora un errore cercare polemiche con i comuni sulle case per studenti, scelte condivise. A parlare è la ministra Bernini, che critica Valditara, sbagliata la contrapposizione, dice Anna Maria Bernini, che invece appunto cerca il dialogo sulla delicata questione che abbiamo visto un po' in tutti gli altri quotidiani degli studenti che protestano contro il caro affitti e la mancanza proprio di case, di alloggi per poter studiare.
Alice da Milano, io ancora pendolare, i canoni sono troppo alti. Giulia a Roma, siamo in 4 e senza spazi, cambiare è impossibile. Emanuel Torino, mia madre è pensionata, mi salva la borsa di studio. Insomma, i tanti problemi, le tante voci, problemi davvero quotidiani tutti i giorni degli studenti fuori sede. Noi universitari accampati in tenda, volti e voci dei ragazzi che protestano davanti agli atenei di tutta Italia contro il caro affitti. Questo è il fenomeno che si sta allargando a macchia d'olio un po' in tutta Italia. E poi ancora in primo piano, diga di Genova, il TAR annulla la gara, opera del PNRR, ma i lavori andranno avanti, eventuale risarcimento, ricorso presentato da Gavio e Caltagirone, che sono interessati appunto alla realizzazione dell'opera. Allora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con i nostri primi ospiti. Saranno Barbara Odorico di Forza Italia e Stefan Ciocco del Partito Democratico. A fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora abbiamo ospiti in studio questa mattina Barbara Odorico, vicepresidente della sesta circoscrizione di Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Bentornata, e Stefan Ciocco del Partito Democratico, consigliere comunale. Buongiorno, grazie di essere qui anche a lei. Fra l'altro si diceva prima che i due ospiti di oggi sono stati insieme in circoscrizione, no? Qualche tempo fa, e quindi molto tempo fa molto tempo fa addirittura, vabbè, insomma, in qualche passata legislatura. Sono stati anni formativi e molto interessanti. Assolutamente sì. Perché il lavoro in circoscrizione è sempre molto, insomma... Sì, poi c'erano veramente delle così anche personalità che hanno dato dei buoni contributi, ci sono stati veramente degli anni piacevoli, ma proprio di formazione anche di quello che è la politica, secondo me vera, di quello che è veramente il confronto costruttivo e il voler fare qualcosa per i cittadini nel rispetto poi delle idee altrui, ma così proprio in un clima veramente serio, ma di costruzione. Ecco, se posso aggiungere ancora questo, soprattutto sul clima, anche perché per me è stata la prima esperienza all'epoca, è stato formativo, anche perché anche fra persone che avevano opinioni molto diverse su tutto, come spesso accade, sì, no? come anche giusto che sia, come normale, però c'è sempre stato anche nei momenti di discussione forte un enorme rispetto reciproco e anche, aggiungo, un clima di stima fra le diverse persone che si percepiva anche dal fatto che dopo, quando ci si vede a distanza di tanti anni, c'è il piacere di rincontrarci. Di ritrovarsi, no? Infatti c'è stato questo incontro così, ci ha fatto piacere, la sorpresa è stata piacevole, un clima che adesso attacco subito con... roviniamo subito i rapporti. Roviniamo subito l'atmosfera, diciamo così, un clima che insomma non è così idilliaco in questo momento in Consiglio Comunale invece, no? Dove appunto c'è stata ieri la conferenza stampa del gruppo di parte del gruppo del Partito Democratico, che ha criticato duramente l'operato della giunta comunale, ha parlato di maggioranza frammentata, di opere ferme, di assessori con il doppio ruolo, insomma varie critiche. Siete andati davvero all'attacco, no? Sì, anche perché lo abbiamo fatto in un momento dopo un consiglio comunale lunedì che è stato abbastanza strano, diciamo. Consentitemi di fare una premessa forse anche per spiegare cosa è successo lunedì, perché magari non tutti coloro i quali ci stanno guardando, ci stanno ascoltando hanno informazioni dettagliate su questo. Allora, essenzialmente all'interno del Consiglio Comunale le cose sulle quali i consiglieri sono chiamati a votare, principalmente, la faccio molto bene, sono o delibere che provengono tendenzialmente dalla Giunta, quindi documenti su vari argomenti presentati dalla Giunta, oppure mozioni che vengono preparate dai consiglieri, che siano di maggioranza e di opposizione. Ora, spesso di queste mozioni noi leggiamo anche sulla stampa, perché vediamo c'è stata la mozione in una commissione, nell'altra si è discusso, sì, a volte contrarietà fra le parti, a volte anche cose molto condivise, e poi il cittadino si fa l'impressione ok, hanno parlato di questa cosa, erano d'accordo, risolto. In realtà poi dalla commissione la mozione deve arrivare in Consiglio Comunale.
e l'idea sarebbe che venisse discussa in tempi abbastanza rapidi. Il tema è che ne abbiamo messo insieme un'ottantina che vanno dalle cose più diverse, da una rotatoria alle cose internazionali, c'è di tutto, che si sono accumulate, che nel corso di un anno, e questo per motivi ben precisi, perché la dinamica dei consigli in quest'anno era che a un certo punto un consigliere di maggioranza diceva abbiamo avuto una seduta abbastanza lunga, sospendiamo qua, e delle mozioni non si è mai discusso. Perché tutta questa premessa? Tranne alcune, ne avremo fatte penso meno di una decina in un anno e mezzo. Tutta questa premessa per dire che il Consiglio di lunedì era pensato soprattutto per questo. Ora, abbiamo iniziato con 2 mozioni, entrambe con prima firmataria e primo firmatario consigliere del PD, la prima sulla statua a Margherita Hack, dove c'è stata un'ora di discussione, e anche da Tele4 abbiamo visto che in realtà sarebbe una cosa abbastanza apprezzata in città. Ho visto il vostro servizio in cui insomma un po' di interviste così a spot per strada dicevano che insomma la gente, insomma, il Vox Populi, no? Esatto, sì, per carità non sarà una ricerca statistica, però insomma comunque fatto sta, dopo un anno dopo un anno e dopo un'ora di discussione la mozione è stata bocciata. Seconda mozione presentata dal consigliere Salvati su una cosa che è abbastanza importante, perché insomma si parla di affitti, alloggi ATER, presentata anch'essa un anno e mezzo fa, e dopo un anno e mezzo dopo un anno e mezzo da quando viene presentata e dopo una discussione abbastanza lunga, dopo la maggioranza che chiede una sospensione per confrontarsi fra di loro, ci viene detto rinviamo perché bisogna approfondire. Ma cosa si può approfondire dopo un anno e mezzo? E abbiamo interpretato questa cosa, pensiamo di interpretare questa cosa come segnale di un qualcosa di un po' più profondo che richiederebbe qualche ragionamento. Ora, in questa città ci sono tante opere che sono ferme, ci sono zone della città che sono in maggiore sofferenza rispetto ad altre, c'è una situazione politica un po' strana in Consiglio Comunale in cui persone che sono state elette sulla lista che porta il nome del sindaco lasciano quella lista perché ci sono stati dei problemi e vanno nel gruppo misto, in cui ci sono assessore che ormai da lungo tempo hanno un doppio ruolo, sono contemporaneamente sia a Roma con incarichi nazionali che una delle due sarà qui fra poco, cioè dopo okay. Ecco, e questo per quanto ci riguarda pone dei problemi grossi su cui riteniamo che ci debba essere un approfondimento, ci debba essere un chiarimento, perché poi e questa insomma l'iniziativa del Partito Democratico. Chiaramente essendo in circoscrizione e non in Consiglio Comunale non è possibile una risposta diciamo diretta. Però sul piano politico insomma, diciamo che dire qualcosa indubbiamente il PD fa il suo lavoro, fa l'opposizione come giusto che sia e mette, fa il punto sulle situazioni critiche evidentemente di questo momento. Onestamente sulle mozioni non saprei cosa rispondere perché non conosco la tematica e non me la sento nemmeno di esprimere un'opinione. Per quanto riguarda alcune situazioni come la famosa statua della Margherita Hack, trovo che sia una figura estremamente importante per la nostra città, e quello che così ricordo che mi viene in mente è la scorsa estate sono andata proprio all'osservatorio a fare la visita notturna per vedere le stelle ed è stata un'esperienza molto molto interessante, e quello che a me spiace è che non è tanto pubblicizzato, ecco, secondo me questa è ancora una cosa che secondo me alla Margherita Hack piacerebbe di più, perché effettivamente far andare su le persone a vivere questa esperienza tra le sue cose e anche tra le persone che l'hanno conosciuta e che l'hanno vissuta al 100%, far vedere anche le stelle, quindi insomma è veramente un qualcosa di istruttivo. Dopo, per carità, lungi da capire qualcosa, perché veramente è l'universo che si apre, però è qualcosa veramente di affascinante che può andare bene per bambini e per adulti, quindi effettivamente diciamo che mi piacerebbe forse più indirizzare su questo, anche se nulla toglie una statua, assolutamente il personaggio sicuramente sì, perché insomma è un personaggio di talmente levatura internazionale, ha fatto tanto e ha sempre amato, pur essendo lei fiorentina,
ha amato Trieste da sempre, quindi insomma ci sta, ma ripeto... Anche un richiamo turistico. Sì, forse, ma anche l'osservatorio in sé, riuscire a fare, perché loro comunque da quello che ho percepito viaggiano un po' per conto loro, invece se avessero magari qualche altro modo di incentivare anche queste esperienze, sono cose che aiutano la divulgazione scientifica, comunque la crescita personale delle persone, che in questo momento che la nostra, diciamo, la cittadinanza sente un po', secondo me, la mancanza di queste cose anche belle, che arricchiscono, ce n'è bisogno, quindi penso che questo è un qualcosa da perseguire. Come c'è bisogno anche magari, poi ne parleremo, di ripristinare l'albero della nave di Elettra, no? Poi, sì, poi ne parliamo, perché ne avevamo parlato qui. Ne avevamo parlato nella scorsa volta che ci siamo visti, esatto. È effettivamente una mozione che io ho presentato in circoscrizione, dando poi agli uffici la possibilità di scegliere cosa fare. Chiaramente ancora non ho avuto risposta, però quello che posso dire a tutti è che in verità verrà ripresa come mozione, speriamo in tempi brevi, da parte dei miei colleghi del Comune, insomma, quindi c'è stato interesse direttamente dai colleghi in Consiglio Comunale, quindi questo mi fa assolutamente piacere, perché è un qualcosa che è un progetto che riesco pian pianino a portare avanti, e spero che venga alla luce, insomma, che comunque è un bene, un peccato. Sì. Ecco. Posso solo su questo, anche perché non conoscevo la proposta nello specifico, ma ho già colto che sarà sicuramente una cosa che mi piace, ecco, e così come anche i ragionamenti di prima sull'osservatorio mi trovano assolutamente d'accordo, e proprio da questo punto di vista l'ingorgo che si crea in comune su queste cose qui determina che di fatto di questa proposta, come di altre che provengono dalle circoscrizioni, poi magari diventano mozioni in comune, sono cose sulle quali poi il Consiglio Comunale si esprimerà fra 1 anno e mezzo, 2 anni, io penso letteralmente, penso ad alcune mozioni mie presentate come inesperto, giovane consigliere all'inizio del mandato, pensando ok, presenterò queste cose, poi verranno discusse, poi magari verranno anche bocciate, perché ci può stare, e sono lì in attesa da più di 1 anno. Da un certo punto di vista la bocciatura ha più senso, no? Perché comunque la discuti, non va bene, ma perché ci può stare, sì, perché uno non è d'accordo, il brutto è che poi appunto si creano anche delle aspettative, poi fra l'altro spesso c'è veramente il passaggio in commissione, lì si discute di questa cosa qua, e qui magari poi la cittadinanza si fa delle aspettative ancora maggiori, perché si dice ok, e lì possono succedere o 2 cose, o che magari si tratta di qualcosa su cui magari c'è anche un interesse da parte dell'assessore o dell'assessora che dice magari è un'idea così bella per cui magari posso già includerla nelle cose che sto facendo, e ci sta, oppure se no resta lì e finisce in questo ingorgo di bellissime o bruttissime differenti idee dimenticate che stanno lì che non hanno neanche un momento di discussione. E questo lo segnale, veramente è un problema, ovviamente, chiaramente non lo nascondo per l'opposizione, perché spesso le emozioni sono il modo con cui l'opposizione può mostrare qualcosa di diverso, ma ci sono tantissime anche buone idee anche della maggioranza che restano poi lì. Magari anche dalle circoscrizioni, insomma, l'abbiamo detto più volte, no? Questa difficoltà, questo ingorgo che magari andrebbe smaltito. Credo ci sia una telefonata in attesa. Pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo fare una richiesta di aiuto. Ho un disservizio telefonico nella zona di Chiargola da 2 mesi sul telefono fisso di mia mamma. Mia mamma è Televita. E c'è un guasto e da 2 mesi il telefono non funziona. C'è qualche possibilità Zona Chiargola? Zona Chiargola. Ho capito. Ma riguarda solo l'apparecchio di sua mamma oppure riguarda l'apparecchio di mia mamma, è un telefono fisso attaccato al Televita. Ho capito, e quindi questo è un grosso disagio, no? Perché è chiaro, un servizio che non può essere così, non può arrivare a buon fine. No, sono 2 mesi. A chi si è rivolta? Abbiamo scritto, abbiamo mandato anche una mail, abbiamo telefonato, tutto quello che vuole.
e il guasto è in riparazione. C'è un guasto e non è solo mia mamma, comunque anche tutta la casa ha questo problema. Dovrebbero mandare quindi un intero condominio, se ben capito? È un condominio, sì. Capito. Forse una PEC. Una PEC? Sì, come non una mail semplice ma una PEC, perché la PEC ha un valore diverso e crea magari anche un timer di intervento e più lo rapido. migliora, sì, più rapido. È successo, sì, anche in base alla mia esperienza, che mandando la PEC si sblocca qualcosa prima. Questo è il consiglio che possiamo darle, eventualmente ci faccia sapere se riesce a risolvere in questo modo, magari lasci il suo recapito, così magari ci teniamo in contatto e cerchiamo di sollecitare. Forse ancora un suggerimento, la PEC è subito dopo richiamare dicendo guardate che vi ho appena mandato una PEC in cui vi segnalo con una comunicazione ufficiale che ha valore di legge, perché la PEC è come una comunicata con ricevuta di ritorno, che state creando una situazione di fatto di pericolo per una persona che ha bisogno di quel servizio e senza quel servizio va in difficoltà grossa. Questo forse è l'unico suggerimento, perché effettivamente può voler dire poi mettere di fronte chi non ha ancora risolto il problema il fatto che sta affrontando delle responsabilità che possono avere poi conseguenze di legge, sperando che non succeda mai niente, ovviamente. Però è chiaro che il pensiero del rischio c'è, quindi è giusto sottolinearlo. Ci faccia sapere, signora, se riesce a risolvere in questo modo. Va bene. Grazie. D'accordo. Grazie Va bene, della grazie a voi. Arrivederci, buona giornata. Buongiorno. Speriamo davvero che risolva la questione, perché immaginiamo lo stato d'ansia, no? di queste persone. Poi riguarda tutto un condominio, quindi ci saranno anche altre persone che sono interessate a questa soluzione. Ci scrive invece Nevio, molti cittadini si lamentano su problemi mai risolti in città. Tramite Sveglia Trieste, finché non si ritorna segnalando tramite Sveglia Trieste, finché non si ritorna sui settori con dei responsabili al controllo delle zone, avremo sempre problemi che non vengono risolti. Dice, ma solo bla bla, questo dice Nevio, cioè ci vorrebbero dei responsabili al controllo delle varie zone. Parla un po' in generale, non so se... Sì, io l'unica cosa che così mi viene da pensare è anche la problematica proprio degli uffici comunali che nel corso degli ultimi 2 anni hanno visto ridursi il numero di dipendenti, perché tantissimi sono andati in pensione. Quindi effettivamente adesso ci si ritrova con persone appena assunte che appena devono purtroppo capire come gestire il lavoro, perché purtroppo non si riesce a fare l'affiancamento. Una cosa che succede anche nella circoscrizione, perché noi abbiamo perso il nostro mitico segretario, è andato, beato lui, in pensione, però che effettivamente adesso come adesso la sua mancanza si sente ancora, perché era comunque un qualcosa di, a parte una presenza fissa, ma era anche un aiuto per anche soprattutto i consiglieri che appena arrivavano, perché i consiglieri magari pochi, che erano della vecchia guardia, che quindi sanno più o meno come funziona, hanno un'idea, mentre gli altri magari viaggiano un pochino così senza conoscere, devono imparare un po' i tempi, un po' il modo di gestire la seduta e le varie funzioni, e tante volte se non hai dall'altra parte il segretario competente che ti dà la giusta indicazione, diventa difficile proprio il lavoro della seduta stessa. Quindi nel piccolo immagino il problema sia riportato in grande anche negli uffici. Purtroppo nella pubblica amministrazione il passaggio di consegne è quasi impossibile, perché non è praticamente previsto. Aggiungerei ancora una cosa, poi è anche importante, intendiamoci, questo non è un problema che si pone solo adesso, perché mi ricordo che anche all'epoca c'era riuscire ad avere un'interlocuzione continua con chi è nelle circoscrizioni, ma perché banalmente sono persone che conoscono bene
quei problemi, conoscono le situazioni eccetera, e se segnalano qualcosa, che sia la segnalazione informale, cioè ti do un colpo di telefono e ti segnalo che c'è un problema, oppure se invece la segnalazione formale, le emozioni, le discussioni in consiglio eccetera, riuscire a dare delle risposte in tempi rapidi, perlomeno sì, no. Cioè ti segnalo questa cosa, sì, no, e avere una risposta sul com'è la situazione. Esempio veramente banalissimo, ma che non è legato al ruolo di consigliere comunale. Vedi che c'è una situazione, magari mi è capitato un paio di settimane fa, di auto parcheggiate in una situazione di pericolo, incrocio, scarsa visibilità su strisce pedonali, lo segnali alla polizia locale, e la polizia locale poi mi ha risposto dicendo sì, stiamo attenzionando la zona, eccetera. Beh, in questo noi siamo maestri, nel senso che abbiamo incontri periodici in sesta circoscrizione con la polizia locale, l'abbiamo fatto la scorsa settimana, proprio per questo tipo esattamente, proprio per questo tipo di segnalazioni, anche piccole e banali, problemi che diciamo disturbano, come abbiamo detto tante volte, la vita dei cittadini, insomma, quindi noi siamo assolutamente dalla loro parte. Il discorso anche stradale, per quanto riguarda l'educazione stradale, diciamo che si apre un mondo, perché noi siamo molto maleducati in macchina e quando siamo alla guida di qualsiasi mezzo, che sia una macchina, che sia un camion, che sia una bicicletta, che sia un monopattino, e siamo veramente, non abbiamo la cultura dell'attenzione verso l'altro, ma sembra quasi che giochiamo a Mario Kart a scontrarci uno con l'altro, per chi arriva prima. Veramente mi viene, facevo una riflessione su quello che invece altre culture hanno rispetto per le persone in macchina, cioè, ad esempio in Giappone hanno un'attenzione incredibile per il pedone, per le persone, cioè loro addirittura lasciano bambini, che per noi sarebbe impossibile, lasciarli andare a fare la spesa anche di 1 chilometro di strada, perché sanno che gli automobilisti sono attenti e non hanno nessun tipo di paura come invece noi abbiamo, ma perché sappiamo che è veramente pericoloso la strada, perché è una cosa veramente banale, però è triste. Non serve aggiungere leggi, perché le leggi ci sono i segnali stradali, è una questione di educazione, educazione e rispetto dell'altro, rispetto e del bene pubblico, rispetto delle regole, e questo purtroppo manca sempre di più, e io continuerò a ripeterlo, perché secondo me per una convivenza civile con tutti, per crescere, per star bene, questa è l'unica strada. Poi aggiungendo ancora questo, chiaramente quello era l'esempio dell'educazione stradale e dello stare in strada, probabilmente lo stesso ragionamento è legato un po' a tutto, la segnalazione del fatto che c'è il problema del marciapiede dissestato, che magari è lì e resta il cartello lì per mesi, oppure che perché questi sono i micro problemi, che però segnalo in certe parti della città, se iniziano ad essere così tanti, che diventano una sommatoria di tante micro cose, crea poi una situazione di oggettivo disagio per chi ci vive. E poi magari ci sono anche problematiche più grosse di cui magari le autorità competenti sono già anche informate, perché se c'è una cosa più grande è ragionevole che ci sia l'informazione, ma spesso magari il cittadino che fa una segnalazione, che dice che sta succedendo qualcosa, non riceve una risposta e quindi non sa cosa sta succedendo, e non ha quindi neanche la percezione che c'è qualcuno che magari quel problema lo sta già seguendo, e quindi si sente un po' abbandonato. Allora sente di non poter fare altro che lamentarsi, magari segnalare anche qui alla trasmissione. Allora sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Maria. Maria. Volevo fare una segnalazione, non c'entra con l'argomento che state trattando, ma è una cosa che veramente mi preme. In barriera, lato destro venendo in giù da via Oriani, all'angolo con la via Vidali, c'è un barbone che vive là praticamente in uno stato pietoso e dir poco. Signora Maria, ci abbiamo anche fatto un servizio su questa situazione. Lo so, ma nessuno si prende carico. Io mi ricordo anni fa c'era un barbone davanti all'Aldi
e il signor Polidori si era permesso di buttare via tutto quello schifo che c'era, ne ha sentite di tutti i colori. Ma io dico, ma che cavolo di città turistica è quando che tu passi da là che la puzza gli arriva fino all'edicola, che quel signore che vende i giornali io non so come faccia a stare, perché io sono passata per più volte, devi prendere la strada larga perché veramente è un degrado ma veramente schifoso. Ma è brutto, ma io dico, ma queste persone, ma chi le prende in carico? Ma non c'è nessuno che le prende in carico. In realtà, il signore è sporco, è mezzo nudo, con i piedi a terra sporchi, puzza, lascia dargli tutto e di più, e noi lasciamo le cose che vadano là così. Cioè, ma non riesco a capire. È un problema, non è l'unica a pensarla in questo modo. Abbiamo sentito tante segnalazioni di questo tipo. Anche Via Battisti mi sembra. C'era anche Via Battisti, sì. Noi ultimamente ci siamo occupati proprio del caso che evidenziava la signora, no? E diceva chi se ne prende in carico. Ma nessuno si prende in carico, gli assistenti sociali, nessuno, i vigili. In realtà so che c'è un'attenzione sul caso, è già noto, credo sia proprio di difficile soluzione la situazione. È particolare. Comunque grazie signora della Bene, grazie a voi, buona giornata. Non so davvero cosa si possa fare per questa persona che insomma è in queste condizioni. Riconosco che non conosco il caso specifico, quindi non me la sento di poter banalmente dire qualcosa sul caso specifico, però magari cercherò di approfondire. La considerazione però non può che essere quella che ed è oggettivamente complicato, perché detto è facile, dirlo è facile, farlo è molto più complicato. Approcciare queste situazioni in un modo tale che abbia che abbia al centro la dignità della città e la dignità di quella persona. Esatto. Perché al di là del quello che la signora diceva, che capisco e su cui sono anche d'accordo, c'è anche il tema di quella persona, di come evidentemente riuscire a dare una mano a una persona che se si ritrova in una situazione simile e si trova in una situazione di oggettiva difficoltà, e quindi capire il perché e cosa si può fare, il capire lo specifico caso di quella persona, perché ovviamente ognuna di queste persone avrà alle spalle una storia diversa con le sue sofferenze diverse, e capire quindi cosa poi si può concretamente fare, insomma, avendo sempre al centro la dignità della persona. Esatto, che in questo caso insomma è davvero delicato, no? Sì. Abbiamo avuto tante segnalazioni di questo tipo, c'era stata anche proprio la segnalazione da parte di uno dei commercianti della zona. Sì, poi queste sono segnalazioni che saltano all'occhio perché sono disagi in strada, poi pensiamo a quelli che sono i disagi meno visibili. Esatto, tra quattro mura. Ricordo anche nella nostra circoscrizione che c'era stato 2 anni fa, 1 anno fa, il ritrovamento di padre e figlio, loro così trovati deceduti, e si è visto il disagio incredibile in cui vivevano. Non so se ricordate la vicenda. Cioè, sono cose veramente che purtroppo se ne parla quando succedono, no? Qua dovrebbe entrare comunque l'azienda sanitaria e l'intervento, però penso che tante volte le nostre anche leggi che tutelano la persona tante volte bloccano anche la possibilità di aiutare in maniera più attiva chi decide di non voler ricevere aiuto, e di conseguenza non si riesce nemmeno a intervenire. Diventano cose veramente complesse e molto delicate. Davvero. Allora c'è un'altra segnalazione da parte di un nostro telespettatore, anzi telespettatrice, si chiama Silvana, che è rivolta in particolare alla vicepresidente della 6ª circoscrizione. Dice: gentile signora, ho inviato una mail alla vostra circoscrizione il 20 aprile avente per oggetto via Scomparini, gradirei che fosse letta e abbia riscontro, scrive Silvana. Allora io a proposito della mail della circoscrizione dico anche alla signora e ai telespettatori
che da adesso siamo contattabili tramite la mail personale proprio data dal Comune di Trieste. Nel mio caso è barbara.dorico@comune.trieste.it e i vari consiglieri hanno anche la loro mail istituzionale composta appunto dal nome, punto, cognome e via di seguito. Quindi la invito anche a inviarmi personalmente la mail, così ne prenderò carico. Comunque cercherò di informarmi assolutamente, di vedere di cosa si tratta. A proposito, l'altra puntata che ero presente con la dottoressa Laura, poco tempo fa abbiamo parlato, c'era una segnalazione che tra l'altro era una segnalazione di un telespettatore che si sentiva malissimo, difatti abbiamo colto, spero di aver colto in maniera corretta la sua segnalazione. La via d'Angeli. La via d'Angeli, esattamente. No? Lui metteva in evidenza la problematica dei cassonetti delle isole ecologiche, che da una parte da Scalabonghi verso via dell'Eremo erano molto ravvicinate una all'altra, mentre da Scalabonghi verso via Revoltella erano praticamente inesistenti, se non soltanto una. Mi sono informata con gli uffici, la risposta è stata che è stato fatto il possibile, ma dalla Scalabonghi a via Revoltella non è possibile fare altrimenti, perché c'è la presenza di passi carai, e quando c'è un passo caraio è impossibile mettere l'isola ecologica, anche perché altrimenti si blocca l'uscita della macchina, ma di visibilità, ecco, al di là di tutto. Quindi purtroppo do la notizia che non si può fare nulla, però insomma questa è la spiegazione degli uffici. Del perché, sì, insomma, so che tante volte diceva ma come mai? Esatto, no? Tante volte purtroppo il problema è che quando si mette così, si installa un'isola ecologica, bisogna badare talmente a tante variabili attorno che diventa anche qualche volta difficile per gli uffici metterli nel posto giusto, perché bisogna appunto valutare la distanza Tante su mille cose. Quindi uno dice ma potrebbe, no, perché lì poi dar fastidio alle macchine, non vedono i pedoni che si spostano, insomma sono tante cose veramente che di cui rendono complesso anche questo. Diciamo che questo è un discorso generale di quello che che è un po' un controllo, ma controllo in generale, di avere idea di che cosa sta succedendo sul territorio, ed è importante che poi, in questo caso, bene, che poi i cittadini ricevano risposta alla segnalazione, no? Come si diceva anche prima, magari a volte può anche essere una risposta negativa come in questo caso, però una risposta negativa nella quale mi viene spiegato il perché, no? è mille volte meglio di una non risposta che non arriva mai, e quindi mi dico, l'avranno ricevuta, qualcuno l'ha mai letta, l'hanno messo sotto la scrivania. Allora dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi e dopo sentiremo anche un'altra telefonata e leggeremo altre mail che sono arrivate al nostro indirizzo. Fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora siamo sempre in compagnia dei consiglieri comunali Stefan Cioc e circoscrizionale Barbara Dorico, l'uno del Partito Democratico e l'altra di Forza Italia, che stanno dialogando con voi telespettatori. C'è una telefonata, la sentiamo subito. Pronto? Buongiorno. Si sente? Sì, buongiorno. Grazie alla gentile centralinista signora Paola e alla regia che mi manda in onda. Buona giornata. Buona giornata. Claudio. E bravissima mamma dottoressa Laura e ai giovani e bravi e graditi ospiti Barbara e Stefano, ex colleghi nelle circoscrizioni. Sono Claudio Visentino. Buongiorno Claudio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Parlando di problemi nazionali, trovo insopportabile l'ingerenza dei ministri francesi contro il nostro governo, che peraltro ha ricevuto la solidarietà almeno di tutti i partiti politici italiani. Secondo i francesi il problema delle frontiere tra Italia e Francia dipenderebbe da Meloni, che non sarebbe in grado di risolvere la questione migratoria. Poi si è aggiunta pure la Spagna, che critica Meloni e dice che le riforme sono contro i lavoratori. Una domanda mi sorge spontanea:
Non sarà che ci criticano perché loro hanno problemi nelle loro nazioni e hanno paura delle prossime elezioni europee che cambi la guida? Ecco, poi auspico, gentili ospiti, venga riqualificata la Labarda sul Colle di San Giusto. Che ne pensate? Grazie e buon lavoro. Grazie Claudio. Insomma, due temi molto diversi. Uno è davvero di carattere nazionale o internazionale. L'ingerenza da parte della Francia sicuramente poteva risparmiarsela. Da quello che non ha gradito neanche lei. No. Da quello che emerge in realtà non solo le elezioni europee come il gentile ascoltatore ricordava, ma hanno elezioni interne i francesi, quindi in realtà sia Macron che il ministro in questione diciamo che stanno cercando di farsi valere per ottenere qualcosa dai suoi cittadini per le prossime elezioni, e il che non gli dà sicuramente diritto di scagliarsi contro un'altra nazione. Trovo che sia un clima assurdo, ridicolo, perché se siamo un'Europa dobbiamo affrontare le cose assieme, e si sa che il problema dei migranti, in questo caso tra la frontiera italiana e francese, è delicato per loro. Noi ne abbiamo di altri in varie zone dell'Italia, come ben sappiamo, ed è un problema che, come abbiamo sempre detto in tutte le istituzioni, è un problema europeo, non può essere affrontato da una nazione alla volta, e soprattutto non può essere sempre diciamo scaricato sulla nazione vicina. Ricordo che i controlli la Francia li fa per bloccare le persone che vogliono andare in Francia. Controlli serrati ci sono in Austria, ci sono in Slovenia, tra Austria e Slovenia, la Germania e via dicendo. Sono tutte quante le frontiere alla fine chiuse, anziché aperte come dovrebbero essere. È troppo facile dare contro allo Stato italiano, e mi ha fatto molto piacere che in questa situazione negativa, diciamo che si sono alzati gli scudi da parte di tutti, e per la prima volta ho detto finalmente siamo compatti contro chi ci attacca ingiustamente. Poi sicuramente non siamo d'accordo sui modi di intervento, nel modo di affrontare le cose, però trovo che questo atteggiamento che è stato utilizzato da parte anche dell'opposizione mi è piaciuto, diciamo come è stata comunque difeso il governo italiano, e questo secondo me è molto importante. Poi sì, speriamo che si calmino un po'. Ecco. Se posso aggiungere un ragionamento su questo, a parte la seconda cosa su quale mi permetto di dire che probabilmente anche Barbara è d'accordo, penso che sul tema della riqualificazione della Labarda di San Giusto, mi sono permesso di interpretare anche il suo pensiero, perché comunque è anche uno dei simboli della città, per cui insomma ci sta. No, invece sul tema nazionale, che è un po' più complicato, al netto del fatto che sono assolutamente d'accordo sul fatto che i rapporti, soprattutto i rapporti fra governi, devono essere improntati alla correttezza istituzionale, sempre. Penso anche che uno degli elementi che tutti noi saremo chiamati a dover affrontare come tema verso le elezioni europee che ci saranno l'anno scorso è come si pongono le forze politiche. Cosa voglio dire? Che nel corso degli ultimi anni, anche nel dibattito politico italiano, è stato molto facile sentir dire il governo olandese, questo altro governo è contro di noi, e ovviamente, probabilmente immagino che in quei casi avvenga esattamente quello che avviene da noi, cioè l'equivalente danese o olandese del consigliere Zuccato e del consigliere Ciok, che commentano le dichiarazioni, in quel caso di leader politici, non di ministri. Il fatto che dichiarazioni provengano da governi rende un po' più complicata la cosa, però commentano le dichiarazioni di rappresentanti politici di altri paesi dicendo non possono attaccarci, cosa su cui sono d'accordo,
Ma allora probabilmente uno dei temi verso le elezioni europee è quello di dire ok, come troviamo un modo per risolvere dei problemi che sono comuni e delle questioni che sono comuni. Il Parlamento europeo è da anni che sta discutendo sulla riforma dei regolamenti di Dublino, che sono quei regolamenti che poi portano a cascata tutto ciò che vediamo per quel che riguarda la gestione delle persone che migrano. Ok. Il Parlamento europeo ne sta discutendo da anni e ha anche fatto delle proposte. Non tutte le forze politiche hanno partecipato con uguale impegno a quelle discussioni, ma con un altro paio di mani che avremo la campagna elettorale fra un anno, quindi ne parleremo fra un anno di quello. Però il tema è poi, dopo che il Parlamento europeo, che è quello che andiamo a votare l'anno prossimo si va a votare il Parlamento europeo, i governi nazionali, che poi rivendicano ognuno di loro dicendo voglio poter decidere io, ma se tu metti insieme 27 persone, cioè 27 persone o 27 governi, in cui ognuno di quei 27 dice voglio decidere io, punto, non troverai mai una soluzione comune, allora non ha senso stare assieme. Però, e poi però la cosa non funziona, e penso che in un'area di frontiera come la nostra ci rendiamo conto ancora di più delle conseguenze poi di questa cosa sui nostri rapporti quotidiani, le persone che ogni giorno superano quella frontiera perché magari c'è la ditta italiana che va in Slovenia, c'è la ditta slovena che va in Italia, chi per studio o per lavoro attraversa quella frontiera ogni giorno. Certo. Cioè, se non c'è quel contesto europeo di collaborazione è un po' difficile immaginarsi che le cose si possano risolvere, e da questo punto di vista probabilmente chi nelle aree di frontiera vive come noi, e ce ne sono tante in Europa, potrebbe raccontare tante cose utili sia alle leadership politiche nazionali che a quelle europee. Ultima nota, diceva prima la consigliera Zuccato, la vicepresidente Zuccato, le frontiere che vengono chiuse perché così mostro all'opinione pubblica nazionale che ho fatto qualcosa, no? Però alla fine che cosa ho fatto con quella cosa? Ho probabilmente soprattutto creato un disagio a chi quella frontiera la sta superando ogni giorno perché lavora 3 chilometri lontano da casa sua ma nell'altro stato. Allora probabilmente, dato che va avanti da anni questa cosa qua delle frontiere che vengono chiuse eccetera, probabilmente forse non è il modo migliore per risolvere la cosa. È tutto un po' a cascata, no? Sì. Secondo appunto, su questo credo sia d'accordo anche Barbara Dorico. Allora c'è un'altra telefonata, prima volevo leggere però ancora la mail di Silvana che scrive: segnalo che la ricerca effettuata per conoscere l'indirizzo mail al comune di Trieste per la signora Dorico non produce risultati, gradirei conoscere la sua mail, quella che diceva prima. Barbara.odorico @comune.trieste.it. È facile, benissimo. Ho fatto la prova, mi è arrivata la mail, è arrivata, quindi funziona, è attiva. Benissimo. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Sì, mi sente. Eccoci, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Giuseppe. Luciano? Due temi, no? Il primo... la sentiamo molto lontano, Luciano, non so se sta parlando con un viva voce oppure... No, parlo senza viva voce. Ecco, meglio, molto meglio. Grazie. Ecco, allora dicevo, due temi. Il primo, quello che diciamo ha appena terminato il nostro ospite, no? Riguardo il fatto della mancanza di coesione tra i vari stati, chiamiamoli europei, no? Sì. E si continua a parlare di frontiera. Cioè, se c'è un'Europa, non c'è una frontiera tra l'Italia, la Slovenia, la Croazia, che poi per giunta adesso fanno parte tutti dell'Europa. C'è una differenza, diciamo così, di territorio. Evidentemente 27 paesi con 27 lingue diverse hanno difficoltà a capirsi prima di tutto, perché parlano francese, parlano inglese in maniera macaronica, non è che si comprendono, no? Traducono la loro lingua, che può essere in inglese o francese, il concetto si perde. La base di tutto è questo: se il francese che è andato a colonizzare l'Africa e l'ha colonizzata abbastanza pesantemente e crudelmente si oppone a ricevere i suoi migranti perché noi siamo accoglienti come italiani, li riceviamo qui, e non vuole i suoi migranti che parlano francese, che li ha colonizzati fino all'altro giorno a casa sua, cosa viene a criticare a casa mia?
quando c'hai i gilet gialli che gli fanno la forca perché si sentono imposti una legge che non vogliono. Intanto la Spagna non so anche quella cosa tira fuori, per cui anche quella va colpevolizzata perché ha fatto disastri in giro per il mondo, soprattutto in Sud America, ammazzando gli indios e i Maya, che è una cosa che non andrebbe dimenticata. Questo è un argomento che comunque, se non c'è coesione non c'è Europa. Se non c'è Europa questi argomenti non dovrebbero esistere, ognuno si prende i suoi migranti, i francofoni migranti possono andare in Francia perché parlano già il francese, così quelli che vengono dalla Nigeria che parlano inglese possono andare in Inghilterra, che comunque si è ben posta nella posizione di non essere imposta che cosa ne dice l'Europa. Infatti ha preso il Brexit, fa i fatti suoi e manda i migranti, li mette su un aereo, li manda in Sierra Leone dove vuole. Questo è un argomento che va approfondito, ma va approfondito a livello di coscienza, a dire io sono europeo, poi cosa mi date a me? Il passaporto italiano, passaporto tedesco, passaporto spagnolo, siamo europei, facciamo un passaporto unico europeo, però abbiamo un Parlamento federale, faccio così un esempio, che è quello che comanda su tutto, e poi gli altri saranno dei governi o dei governucoli così limitrofi che decideranno su delle politiche interne. Non che tu, che sei in Spagna, mi vieni a parlare a me che sono in Inghilterra, o che sono in Italia. Cioè, se prendiamo un concetto di Stati Uniti d'Europa, dovrebbe essere un concetto del genere, dove non dobbiamo sentire ti tiro via a te il tappeto sui piedi così tu cadi, così io poi raggiungo voti nell'ambito del Parlamento europeo, cioè veramente da ridicolo. Questo è il primo punto. Secondo punto, PNRR, cioè ragazzi, se non c'è educazione, se non c'è cultura, non si comprende l'Europa, non si comprende la crescita del mondo, non si comprende la Cina, non si comprende la Russia. Cioè tutti questi che hanno parlato e vomitato parole, ma la scuola, ragazzi, dove la lasciamo? È chiaro che gli studenti hanno ragione a incavolarsi perché vanno a scuola e devono pagare 1.200 euro per una camera di 25 metri quadrati. All'università, sì, è chiaro. Perché io lo devo dare al B&B? Non ho capito. Tutte quelle caserme che sono chiuse e che vanno a sfacelo, non possiamo metterle a posto con le sole del PNR, non possiamo recuperare degli edifici che sono abbandonati e fare per aiutare, insomma, chiarissimo. Grazie Luciano, insomma sono due temi, due macro temi, no? Quelli che ci sottopone il signor Luciano, parla parte della mancanza di coesione degli Stati europei per fare tutto un discorso anche sulle migrazioni di cui si parlava prima. Prego. Due cose telegrafiche su entrambi gli argomenti. Sul primo ho colto cosa voleva dire il signor Luciano, ricordando che le responsabilità coloniali sono molteplici, nel senso che sono veramente pochi gli stati europei che possono dire non ho scheletri nell'armadio, qui probabilmente parte della seconda parte è quella sulla consapevolezza delle scuole e essere consapevoli del proprio passato nel bene e nel male. Da questo punto di vista, sulla prima cosa, quello che posso dire è che ciò che possono fare i cittadini europei l'anno prossimo, quando ci saranno le elezioni europee, è vedere chi fa questi ragionamenti a livello di forze politiche. Perché se vai alle elezioni europee dicendo io sono bravissimo e è tutta colpa del mio vicino che non fa la sua parte, e probabilmente dal vicino succede la stessa cosa solo all'incontrario, probabilmente si arriva alla situazione da lite condominiale e non alla situazione da Europa che funziona assieme. E sul secondo punto è quello che diceva del PNRR, degli investimenti nella scuola e poi delle tante difficoltà che sono venute anche in questi giorni, che si è parlato soprattutto di alcune città per quel che riguarda gli studenti, in quel caso probabilmente più universitari che scuola, però comunque è un ragionamento generale. Probabilmente anche su quello, e questo sì la politica deve fare dei ragionamenti, su come si sviluppano le nostre città, sul perché diventa così difficile trovare un posto dove stare, su come questo si lega anche al tema del turismo, perché spesso è il tema degli affitti e il tema delle case è anche legato a una presenza crescente di affitti brevi turistici che da un lato portano a un tipo di sviluppo, ma dall'altro lato hanno anche delle
conseguenze che fanno sì che magari i centri si svuotino, diventino una specie di, non saprei come definirlo, ma cioè, poi la popolazione non ci sta più. Basta vedere Venezia. Quello è l'esempio macro, no? Quello proprio diciamo cosa può succedere, però cioè, non vale solo per Venezia, quello è il capire dove è l'estremo, però c'è sofferenze di questo tipo, ce ne sono tante e probabilmente questo sì richiede ragionamenti della politica. Se posso solo una nota, leggere del ministro Valditara che dice che è più un problema di sindaci di centrosinistra che di centrodestra, l'ho letto ieri sera, riconosco che mi ha un po' sconcertato perché non... diciamo che è stato criticato anche dalla stessa ministra Bernini, no? su questo... No, non mi sento neanche di criticare, dico solo che sono sconcertato. È sconcertato. Diciamo che partiamo da quest'ultimo tema, ho sempre pensato che la scuola sia uno dei temi più importanti per una società civile, perché la scuola forma i nostri cittadini del domani, quindi se noi investiamo sui ragazzi, sullo studio e sull'educazione avremo dei cittadini consapevoli, istruiti e che creeranno una società che vive e lavora e produce e che sta bene. Quindi partiamo da questo, è importantissimo l'investimento nella scuola. Per quanto riguarda il caro affitti è cominciato a Milano da questa ragazza che giustamente ha messo il punto su questo. Milano si sa che da tantissimo tempo il problema degli affitti è anche non solo per gli studenti, anche per chi ci vive è impossibile. È una città che ha dei costi altissimi. Certamente quando si tratta, e purtroppo lo so perché mia figlia non studia a Milano ma studia a Firenze, è una delle mie due ragazze, quindi comunque insomma siamo in una situazione di una città di un certo tipo, certo. Non è facile. Dove forse, scusi se interrompo un attimo, si verifica anche il fenomeno di cui parlava Stefan Ciocco, no? Gli affitti brevi, turistici a Firenze, immagino ci sia molto anche questo problema. Sì, ma insomma diciamo che lì è forse più concentrato nel centro della città, insomma, qualcosa si può trovare, qualcosa si trova, diciamo, no? Anche perché essendo l'università lunga si ha affitti lunghi, quindi non è che si risolve in 3 mesi, esatto. Quindi, insomma, da quel punto di vista gli affitti sono comunque a contratti lunghi, però in verità è un problema molto molto sentito da tutti, anche a Trieste comunque è una città che ha gli affitti, diciamo che più che altro c'è stato una crescita degli affitti leggera, poi c'è stata la decrescita durante gli anni del Covid, perché evidentemente gli affitti un po', perché effettivamente ci sono stati anche dei contributi, tanti comuni hanno dato contributi a chi aveva una casa in affitto per evitare che venisse abbandonata questa casa in affitto, visto che non veniva utilizzata, insomma, perché sappiamo che il blocco del Covid faceva tornare a casa i ragazzi e frequentare le lezioni da casa. Però come è finito il Covid, improvvisamente questa curva è schizzata su, e questo è il vero problema, perché non è che pian pianino ha avuto una lenta ripresa, no, è corsa da una linea molto bassa, ha ripreso nel giro di pochi mesi l'altezza, diciamo, della quota di affitto che aveva pre-Covid, e adesso sta andando sempre di più, sicuramente perché esiste un problema di caro spese, energia, riscaldamenti e via di seguito, però hanno preso la palla al balzo con gli aumenti che ci sono stati a ottobre, dicembre, che c'era questa paura di un aumento spropositato del gas, dell'energia, e non è che improvvisamente adesso tendono a scendere, no, sono schizzati in alto e basta. Il problema della nostra quotidianità, la benzina quando deve andare su va su di botto, poi per scendere non scende mai come era prima, scende solo pochetto giusto per darci il contentino, e questo succede con l'elettricità, quando scende, con l'elettricità e con tutte le cose che noi abbiamo a disposizione, e quindi effettivamente piano piano tutto quanto va su, tranne gli stipendi. Apriamo mentre per quanto riguarda la situazione migranti, quello che a me salta sempre all'occhio è il fatto che
Noi banalmente teniamo comunque abbiamo eliminato le frontiere, tutto quanto più o meno libero, mentre gli altri con tanta facilità tirano su queste frontiere e controlli molto più stringenti. L'ascoltatore Luciano parlava della frontiera con la Francia. Ho visto anche un servizio l'altra sera che appunto mostrava la situazione di queste povere persone che arrivano appunto dall'Africa, parlano francese perché erano ex colonie eccetera, certo, e sono accampati sotto i viadotti dell'autostrada e ogni volta tentano di entrare, chi con il treno, chi probabilmente a piedi in qualche modo, ma lì comunque il territorio è molto piccolo, quindi certo, anche per loro più facile da controllare effettivamente. E ci provano in continuazione, persone che lì sono da 3 settimane continuano a provare a passare la frontiera. È qualcosa di veramente... Cioè, ci vorrebbe una regolamentazione uguale per tutti, cioè non possiamo... Europea? Però Assolutamente sì. se posso, da questo punto di vista in realtà c'è ancora uno step successivo che invece è tutto politico, nel senso che un paese che oggi fa parte dell'Unione Europea sa che far parte dell'Unione Europea, quindi il grande mercato, i soldi del PNRR, i contributi eccetera, presuppone anche l'accettare di alcune cose. Una delle cose che accetti è Schengen, che è la norma, cioè per far parte di quel club accetti fra le altre cose di far parte dello spazio Schengen, salvo eccezioni motivate e brevi. Ora, per esempio, ci sono anche frontiere, alcune anche a noi vicine, che sono in una situazione di eccezione motivata e breve da 5-6 anni, che è un po' strano. Però poi diventa il tema tutto politico, l'Europa agisce, l'Europa dice al singolo paese guarda che non puoi fare così perché stai giocando sporco rispetto agli altri. E adesso immaginiamoci il dibattito interno di quel paese, dove qualcuno sicuramente dirà ah, l'Europa matrigna che ci impone le cose. Questo può succedere nel dibattito politico. Allora, ci dobbiamo fermare per un'altra pausa pubblicitaria, fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora, sempre in compagnia di Barbara Odorico e Stefan Ciocc. Allora, credo abbiamo anche una telefonata in attesa, ho intravisto la grafica, eccola qui. Allora, pronto, buongiorno. Buongiorno signora Laura. Buongiorno a lei. Solo una cosa ai suoi ospiti. Se quando escono alla sera, dopo le 18 circa, vedono che tutti i bar che quell'ora fanno l'aperitivo sono pieni di studenti universitari. Se quei soldi li mettono da parte, riescono, senza chiedere altri aiuti ai genitori, a pagarsi l'aumento dell'affitto. Ma invece le discoteche, tutti i piano bar e soprattutto l'ora dell'aperitivo sono fuori tutti gli universitari. E dopo non sono tutti universitari, però. Guardi, sono tutti, cioè sono tutti anche così. Gli altri, per l'amor di Dio, però sono gli universitari. E poi volevo dire una cosa alla sua ospite, ha detto che la scuola deve formare gli uomini del domani. Sì. Provi ad andare in una scuola superiore. Mia figlia lavora in un istituto tecnico. Non riescono tutti i professori a farsi ubbidire. Primo devono avvertire se il giorno dopo lo studente viene interrogato, cosa che quando eravamo giovani noi non veniva, cioè si interrogava a caso. Certo. E possono dire anche no, oggi non sono preparato, ma le sembra che questa è una scuola? No. Per questo stiamo andando a Roccoli. Arrivederci. Grazie, buona giornata. Insomma, la signora sì. Allora, rispondo visto che mi ha... Prego. Allora, poi facciamo rispondere anche a Stefan Ciocc. Diciamo che per quanto riguarda l'aperitivo lascerei questi ragazzi un po' anche di universitari pace. No? Sì, cioè, capito alle 5 di pomeriggio, ma insomma se alla sera si fanno un aperitivo e staccano un po', non lo trovo sbagliato. Invece per quanto riguarda l'andazzo, diciamo, delle scuole d'oggi, le mie figlie ormai sono all'università, non so cosa sia alle superiori, ma evidentemente certe cose forse sono cambiate. Sono cambiate qualche volta anche a causa di genitori un po' troppo
la parola più facile che mi viene è impiccioni, ma impiccioni. Che hanno sì, no? diciamo che troppe volte si è dalla parte del figlio, sì, purtroppo le mie figlie lo sanno che non sempre sono stata dalla loro parte, ma bisogna sempre guardare un po' con obiettività alla situazione e avere anche fiducia negli insegnanti. Io ho avuto fortuna forse nel trovare insegnanti capaci che hanno comunque istruito nel corso dell'asilo, le elementari assolutamente sì, le medie altrettanto, alle superiori c'è stato qualche alto e basso sicuramente, ma diciamo che comunque un minimo di fiducia nella scuola bisogna darla. Che la scuola abbia dei problemi? Assolutamente sì, che ci siano grosse difficoltà per quanto riguarda i genitori, per quanto riguarda gli studenti, gli insegnanti stessi che hanno difficoltà nel gestire i ragazzi d'oggi, anche perché forse sono sempre più lontani dai ragazzi d'oggi, anche perché non riescono a trovare la stessa modo di comunicare con i ragazzi e purtroppo quello che mi fa paura è che i 2 anni di pandemia abbiano creato ancora più problemi e sempre di più, se non interveniamo in maniera veloce, avremo dei pessimi adulti sempre più difficili da gestire. Veramente non sono io a dare la risposta, non mi permetto assolutamente, io faccio delle considerazioni un po' dal mio vissuto, un po' dal ragionamento che uno può fare. Ci sono sicuramente anche insegnanti che non sono capaci di essere insegnanti, che probabilmente avrebbero dovuto fare altro nella loro vita, ma dare sempre la colpa alla scuola no, perché è formata da tantissime persone che danno l'anima. Mi rendo conto che tante volte quando ti scontri sempre con un muro di gomma in cui non riesci a intervenire con i ragazzi, non riesci a dirgli niente perché subito dopo interviene è il preside, è il genitore, no, io non faccio, e non hai modo di interagire con questi ragazzi, di farli fare, di farli crescere, di farli evolvere. Probabilmente anche questi insegnanti dicono ok, rinuncio, fate quel che volete, sono esseri umani. È frustrante, sì, come succede in qualsiasi lavoro poi, solo che purtroppo quando si tratta di insegnanti si lavora con persone che crescono, che poi c'è un impatto emotivo, c'è un impatto evolutivo, cioè le cose diventano complicate. È vero, è d'accordo con questa analisi della collega? Due cose su entrambi i punti. Allora, sul primo penso che, se ho colto quello che diceva la signora, essenzialmente comportamento più parco ti consente di coprire meglio le spese dell'appartamento, che per carità è vero in generale, anche se probabilmente mi permetto di dire anche che anche di come in ogni settore probabilmente vanno viste poi le singole situazioni, nel senso che probabilmente ci sarà la studentessa o lo studente che magari può banalmente permettersi, e non c'è niente di male in questo, insomma non è una colpa questo, l'aperitivo ogni sera. C'è probabilmente la studentessa o lo studente che non può permettersi neanche tante cose a casa più che andare a fare l'aperitivo, quindi lì probabilmente è come sempre da andare a cercare di capire un po' chi ha delle oggettive difficoltà, chi no, però come sento di dire che diciamo che probabilmente negli aperitivi la sera c'è anche tutto un elemento anche turistico, quindi non sono tutti studenti. Ecco. Anche giovani lavoratori. Anche giovani lavoratori. Anche non giovani. Anche per i giovani, non giovani lavoratori, non sempre questa cosa dell'aperitivo è proprio così automatica, perché magari poi ti dici ma forse non è il caso e oggi risparmio. Infatti, assolutamente. Ma sul secondo punto, sulla scuola, sì, anche come persona che fa il supplente in una scuola superiore, è oggettivamente complicato, le cose sono cambiate enormemente nel corso degli anni e cambieranno ancora. È una cosa di cui oggi non abbiamo parlato. Una parentesi, il mondo intorno a noi sta cambiando negli ultimi mesi col fatto che sta comparendo, si sta diffondendo l'intelligenza artificiale, che per quanto mi riguarda è una cosa alla quale mi sento completamente impreparato.
e alla quale penso che siamo tutti completamente impreparati, che cambierà il modo in cui faremo le cose nei prossimi anni, non so se nel bene o nel male, perché appunto mi certifico come impreparato, e quindi mi chiedo cosa sarà la scuola fra 5 o fra 10 anni e cosa sarà il mondo in cui siamo fra 5 o 10 anni. Il mondo intorno a noi sta cambiando a una velocità rapidissima e probabilmente all'interno della scuola l'unica soluzione che può esserci è quella del rispetto fra le diverse componenti, rispetto fra me docente e le persone che ho di fronte, che sono ognuna con le sue specifiche situazioni. La scuola fa un grande sforzo nel corso degli anni per cercare di capire non è semplicemente una trasmissione di informazioni, io parlo, qualcun altro mi ascolta, se mi ascolta bene, se non mi ascolta bocciatura e non è più un mio problema, certo. Ma cercare di capire la singola persona, la singola studentessa, il singolo studente, che necessità ha, che difficoltà ha, eccetera. Questo è uno sforzo enorme. Cioè, anche perché, scusa se ti interrompo, tante volte ci si ritrova con classi dove la maggioranza degli studenti si ritrova ad avere insufficienza, una grossa insufficienza, lì il problema non è la classe, lì è il problema dell'insegnante, certo. Che dovrebbe farsi una domanda sul dire perché i miei insegnanti non hanno appreso quello che io gli ho dato, certo, come notizie. E invece siete voi stupidi, ignoranti, che non capite niente. Questo è assolutamente sbagliato, no? Questo diciamo è chiaro. La scuola è oggettivamente un mondo molto complesso ed è un mondo che ha molto sofferto per tutto quanto è avvenuto negli ultimi anni, perché cioè io ho fatto la mia prima esperienza in assoluto di docente in una classe in cui li ho visti per 3 settimane e dopo siamo stati, perché la situazione lo richiedeva, perché altrimenti non l'avremmo fatto, siamo stati per quasi un anno a distanza. È anche molto più complicato creare dei rapporti umani così, e sono cose che ci trascineremo nel tempo, che non si risolveranno in 2 minuti, però il tema del rispetto fra tutti i componenti, docente, studente, famiglie, scuola, eccetera, è probabilmente l'unico elemento di base da cui si può ripartire, perché senza quello non si riuscirà neanche a iniziare a parlare del resto. Il rispetto è basilare su quasi tutte le cose che si intraprendono nella vita quotidiana. Se uno ha rispetto dell'altro, riesce a farsi comprendere, riesce a farsi capire. Non è sempre detto che uno vada d'accordo e non è che uno arriva sulle posizioni dell'altro, ma sicuramente riuscire a capire quello che l'altro dice ti porta anche un ragionamento e anche una crescita tua, quindi è tutto buono. Nella consapevolezza ovviamente che i ruoli poi sono diversi. Assolutamente partendo dal rispetto ci si confronta, però poi il ruolo di chi fa il docente è diverso dal genitore rispetto e forse anche i confini tra i ruoli devono essere ben chiari a tutti, dovrebbero essere più netti. Il rispetto che va anche nei confronti del rispetto che possiamo avere verso le forze dell'ordine, cioè è una cosa che si è persa tanto, no? Si è visto i ragazzi che tendono a così anche rispondere in maniera sgarbata alla forza dell'ordine, e questo purtroppo è qualcosa che hanno imparato da noi, perché siamo noi i primi che magari a casa guarda questo, guarda, cioè, che diamo un atteggiamento verso certe professioni, verso certi soggetti che loro apprendono da noi e chiaramente si sentono legittimati a farlo e quindi a comportarsi in questo modo. Sì. Grande responsabilità, insomma, da parte dei genitori soprattutto in questo caso. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono Franco Lega da Udine Nord, buongiorno Franco, alle signore, buongiorno ai triestini e anche ai friulani. Della serie poche idee ben confuse. Possibile che Totò diceva siete dei fessacchiotti, veramente dei fessacchiotti, è 20 anni che siamo delle pecore e il lupo francese ci tartassa. Possibile che non possiamo uscire? Della Francia, ma possibile, è grandeur. E il grandore il è tombé sul sapete stavolta, si è auto rovinato da solo, però è la grandeur, bisogna rispettarla. No, usiamo e facciamo per conto nostro, non abbiamo bisogno dei loro soldi, noi riusciamo
se dovessimo andare a vedere, basta eliminare il nero e avremo 90 miliardi all'anno in attivo. Possibile che non riusciamo a farlo questo? Possibile. Ho capito. L'Europa è una matrigna, ma molliamo questa Europa, usciamo fuori, è 20 anni che ci rovina l'anima. È questo che non che riusciamo dice. a capire. Ok, grazie Franco da Udine, buona giornata a lei. Allora, due cose su questo. Sì. Allora, si può tranquillamente uscire dall'Europa come struttura, non si può uscire dalla geografia. Nel senso che il tema dei migranti comunque resta un tema italiano perché l'Italia è in mezzo al Mediterraneo. L'unica cosa che succede uscendo dall'Europa è che dopo non puoi neanche più andare a dire ai partner europei che è una tematica che va gestita assieme e che semplicemente l'Italia si ritrova a gestirla da sola. Proprio dopo senza alcun dubbio, quindi non si discute su quanti ricollocamenti ci sono stati eccetera perché non si pone proprio il problema, è proprio affar tuo, quindi andiamo a per motivi di geografia, perché questo sì che lo dico anche a scuola, guardate che la geografia conta sempre, non la evitate, tutto il resto sì, siamo in un mondo in cui tutto cambia, la geografia no. I cambiamenti climatici direi quasi sì, infatti aneddoto, la geografia politica la puoi cambiare, quella fisica no, quella l'Italia resta lì dov'è, non si sposta. È chiaro. Poi io faccio anche una riflessione, ma quando ci diciamo usciamo dall'Europa eccetera, ma quando lo diciamo, quanti dei nostri parenti, conoscenti, figli, magari nel frattempo hanno deciso di vivere parte della loro vita all'estero? Ok? Oppure non solo hanno deciso di vivere parte della loro vita all'estero, oppure hanno deciso di costruire dei percorsi di vita assieme a persone conosciute all'estero oppure che dall'estero sono arrivate qua. Cioè noi andiamo a dire a tutta quella generazione che non sono miliardi di persone, ma non sono neanche 5, ok? A cui in questi 20-30 anni abbiamo detto fai delle esperienze, spostati, torna indietro, conosci delle persone, cioè, crea delle famiglie, perché anche questo è successo, no? Sì, certo. Basta, non c'è più tutta questa cosa qua. No, il problema è che tantissimi sono andati appunto all'estero e poi non tornano. Il vero problema è che noi abbiamo investito su giovani, abbiamo fatto crescere dei giovani talenti e hanno trovato all'estero qualcosa di meglio che non tornare in Italia, ed è molto triste. Anche a pensarlo è un problema di disequilibri, perché noi abbiamo una Europa che offre evidentemente molto di più ai giovani che non l'Italia, e poi noi abbiamo bisogno invece banalmente di manodopera per qualsiasi cosa. Questi sono dei temi difficili, no? Cioè sono i temi che noi dobbiamo affrontare per eliminare il disequilibrio che c'è tra il nostro Stato e il resto dell'Europa, perché se stipendi, sociale, strade, tutto quanto, quando andiamo all'estero è tutto quanto più bello, tutto quanto migliore. Dobbiamo forse qua fare qualcosa di un cambio, ma dobbiamo cambiare anche noi mentalmente, perché se tu quando sei all'estero non metti la macchina in seconda, parto proprio dalla base, ma se tu la macchina in seconda non la metti, non superi i limiti di velocità quando sei all'estero, perché qua lo fai? Perché qua ti senti in dovere quasi di poterlo fare? No, non funziona così, devi essere ligio come sei fuori anche qua, e questa è la percezione che abbiamo noi della giustizia e di tutto quanto è la nostra società, che ci dice ma tanto anche se non faccio non succede niente, o banalmente non vengo punito in modo troppo pesante e quindi vado avanti e faccio quello che voglio. E questo, scusami, che in realtà si collega anche col discorso di immigrazione, e noi che ci arrabbiamo con i migranti quando si comportano in maniera illecita, perché loro vedono che noi ci comportiamo in un certo modo e lo fanno nella stessa maniera anche loro. E questa è una conseguenza, insomma. Solo un'aggiunta, sapendo che questo tema delle disuguaglianze, del fatto che io formo una persona che poi si sposta e non torna indietro, è un discorso che vale fra i paesi europei e all'interno dei paesi europei, perché noi spesso ci accorgiamo di questa cosa
fra paesi, perché è più visibile, però, e questo sia un ragionamento nazionale, di interesse nazionale, di cui spesso si sente parlare, c'è anche un tema di rapporti fra le diverse parti di uno stesso paese, alcune si stanno spopolando e la popolazione si trasferisce da altre parti perché trova più possibilità, eccetera, e il tema della coesione vale a livello europeo, vale anche a livello nazionale. E però, così come probabilmente la soluzione non sarà spacchettiamo l'Europa in tanti piccoli pezzi perché probabilmente non si risolverà, penso che a nessuno venga in mente di tornare all'Italia delle signorie del 500, perché lì c'erano oggettivamente frontiere ogni 50 km. Quindi se la soluzione è... Mentalmente siamo ancora così, probabilmente sì. Se ci immaginiamo che la soluzione sia una frontiera ogni 50 km, lo si può anche fare, però ho come l'impressione che non risolverebbe molto, ecco, insomma. Sì, è che la rivalità c'è sempre, addirittura tra quartieri qualche volta. Lo spirito è rimasto, però magari finché rimane a livello calcistico, sportivo va bene, ma insomma palio dei rioni, eccetera, ci può stare, però di più sarebbe davvero limitante per tante cose. Allora, pronto, buongiorno, che è in linea con noi? Buongiorno. Sono me. Luisa, buongiorno. Sì, oggi ti parlo delle cose. Allora, guardavo per televisione Canal 5 che parlava di questi cari studenti che va a studiare a Milano alle università, no? E perché mia figlia vive là, la lavora perché la fa tipo imprenditrice di scarpe, quelle che costa che io non le metto su ma neanche se me le regala. E allora la paga anche lei tantissimo, 1.000 euro d'affitto la paga. Allora guardavo questi poveri ragazzi, come fa i genitori di aiutare questi poveri ragazzi? Solo l'iscrizione dell'università costa tantissimo, e che fa pagare la Camera in un buso 500, ma poveri, e come fa i genitori? Fare questo grande sacrificio per queste povere creature. Ecco, questo mi domando, perché io intervistato un ragazzo che mi si è stretto il cuore, che mi sono una nonna, e l'ho intervistato 2 ore di treno per andare a scuola e 2 ore per tornare a casa. Veramente il ragione di protestare, e lo Stato deve fare qualcosa per aiutare questi poveri ragazzi. Il nostro futuro sarà, il nostro futuro. Grazie mille. Grazie Luisa, buona giornata. Insomma, da nonna la signora Luisa appoggia questa protesta degli studenti e si mette anche nei panni dei genitori, no? Come fanno ad aiutarli, è un bel problema. No? È difficile, diciamo che, ripeto, come avevamo già detto prima, non è una cosa che è scoppiata adesso, è da anni ormai che questo problema esiste. Nell'ultimo periodo gli affitti effettivamente hanno fatto un balzo in avanti molto più diciamo che si sente molto di più rispetto a una volta, mentre prima andavano su in maniera un po' più degradata, pian pianino, con un aumento quasi impercettibile. Adesso nell'ultimo anno l'aumento si è fatto sentire causa fatti reali o anche speculazioni. Evidentemente ha dato questa brutta diciamo spallata ulteriore alle famiglie italiane, perché non bastano i vari aumenti di tutto questo, anche questo sicuramente ci sono tante persone che dovranno fare anche i conti con il portafoglio per riuscire a mantenere i propri figli agli studi e non sempre si riesce a scegliere la città dove andare a studiare. Infatti, perché non è così automatico. Ecco. Perché poi il tema appunto è che diventa anche una difficoltà poi di accesso, nel senso che dietro al problema di chi già c'è all'università c'è poi il problema di tutte quelle fasce crescenti di popolazione per le quali proprio non se ne parla neanche, ma perché in una situazione di difficoltà non riesco a consentire alla prossima generazione, a mio figlio o a mia figlia, di poter fare un percorso di studi perché banalmente non me lo posso permettere. E questa è una di quelle cose che invece sì è compito della politica, perché un paese in cui c'è un blocco da questo punto di vista
è un paese che sta bloccando sul serio il suo futuro. Su questo è vero, andrà fatta sicuramente una profonda riflessione. Vediamo se riusciamo a sentire l'ultima telefonata per questa prima parte della trasmissione. Pronto, buongiorno, chi in linea con noi? Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, sono Gino. Buongiorno Gino. Mi compiaccio del fatto che ci sono due insegnanti che parlano dell'Europa. Infatti è stato detto che l'Italia comunque è un'Europa, quindi il discorso di uscire dall'Europa è solo un problema fittizio, perché noi siamo in Europa fisicamente. Ma quello che l'Europa invece rappresenta per noi sono le regole europee che non sono confacenti al nostro modo di vivere. Infatti si sta parlando, ogni telefonata riguarda lavoro, sanità, scuola, e tutte queste tre cose sono un disastro. Cioè non c'è una di questi capitoli che funziona. E da quando non funziona? Da quando siamo in Europa, perché le regole europee non sono adattabili a quello che è la Repubblica Italiana. La Repubblica deve avere delle sue regole, infatti prima avevamo anche la nostra moneta con cui potevamo fare dei giochi di svalutazione, rivalutazione, eccetera, per cui la nostra economia era brillante, perché ci sono dei titoli di giornale a fine anni 90 dove dicono la lira ha preso addirittura un premio internazionale come moneta forte. E adesso siamo un disastro. Da quando siamo entrati nell'euro praticamente il nostro debito pubblico è schizzato alle stelle, non riusciamo a sollevarci perché col pareggio di bilancio non c'è margine per risollevarci, però restiamo qua fermi aspettando il colpo finale in testa, perché non c'è altro, non c'è soluzione. Lei, gli insegnanti che sono giovani dovrebbero cominciare a divulgare queste situazioni, perché bisogna cambiare e se non si cambia si muore. Grazie, buongiorno. Questa è l'opinione di Gino, grazie, buona giornata. Però telegrafico, il debito pubblico l'abbiamo creato soprattutto da soli ben prima dell'euro, ecco, cioè nel senso ci sono decenni di politiche che hanno portato a un debito pubblico tale che poi fa sì che oggi, chi si ritrova oggi a discutere di queste cose, ha pochissimo margine di manovra, perché c'è un debito pregresso da ben prima dell'euro, no? Che crea questa difficoltà. E sulla lira, però andiamo a vedere anche qualche paese, penso all'Argentina più volte nel corso degli anni, penso ad altri paesi che sono andati in difficoltà ben più grandi della nostra quando ci sono state le grandi tempeste finanziarie che sono mondiali, cioè io posso anche uscire dall'Europa, ma la crisi mondiale resta lo stesso, e non hanno avuto qualcosa che li difendesse. Cioè, l'Europa va discussa di come funziona, ma le politiche europee sono determinate da partiti. Forse bisogna mandare persone competenti in Europa e non gli scarti della vita politica italiana. Però deve essere chiaro che a livello europeo c'è Parlamento, Commissione e governi. Chi ha l'ultima parola sono sempre i governi. C'è quelli che vengono eletti nei singoli stati, quindi è un po' strano che il governo che da solo farebbe miracoli poi va in Europa e impone regole sbagliate. Guardiamo il Regno Unito, è uscito dall'Unione Europea dicendo adesso faremo non so cosa e sta peggio di prima. Assolutamente sì. Cioè, abbiamo la cartina ha grossi problemi. E quindi appunto già il Regno Unito, mi pareva d'accordo anche Barbara Odorico, no? Diciamo la cosa fondamentale è riuscire a mandare persone competenti e non gli scarti della politica in Europa, perché troppe volte negli anni si sono mandati personaggi che hanno perso elezioni durante il livello nazionale, sono andati in Europa, quindi evidentemente non erano consapevoli di quello che facevano. Devo dire che più volte l'Europa ha tirato fuori cose un po' inutili o anzi peggiorative per la nostra vita. Insomma. Allora, grazie a entrambi i miei ospiti, Stefan Ciocca e Barbara Odorico. Tornate presto a trovarci qui a Sveglia Trieste grazie a voi. Per un dibattito sempre costruttivo. Grazie. E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra poco, come vi dicevo prima, avremo ospite in studio l'assessore comunale e deputata di Fratelli d'Italia, Nicole Matteoni.
Bentornati a Sveglia Trieste, l'avete vista, ci ha raggiunto in studio l'assessore comunale alle politiche dell'educazione e della famiglia Nicole Matteoni, grazie di essere qui, buongiorno. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Anche appunto deputata, come dicevo prima, di Fratelli d'Italia. Allora, qui in veste però soprattutto di assessore, perché vogliamo parlare subito del grande successo, del boom anche di richieste per quanto riguarda i centri estivi, che riguardano tantissime famiglie della nostra città, centri estivi e ricrestate, insomma. Assolutamente sì, le iscrizioni, come sanno bene le famiglie, mamma e papà, si sono chiuse il 29 di aprile, quindi siamo riusciti a fare tutti quei calcoli, aspetta, scusate che sto... Il microfono, ecco, il bello della diretta. E quindi abbiamo fatto i calcoli, sono risultate davvero tantissime domande in aumento rispetto agli anni scorsi, con un trend davvero incredibile, e quindi siamo da una parte felici di poter dire che i nostri servizi estivi siano tanto ben accolti dalle nostre famiglie, quindi fornendo un servizio di qualità che appunto ci onora, però c'è da porre appunto molta attenzione ancora di più su questo servizio. Come avevo già annunciato, già l'anno scorso avevo fatto aumentare l'impegno di spesa sui centri estivi, perché lo storico si aggirava sugli 870.000 euro, l'anno scorso l'ho portato a circa 1,4 milioni e quest'anno siamo arrivati a quasi, su mie indicazioni, quasi su 2 milioni di euro di investimenti, quindi davvero un investimento record mai avuto nella storia del Comune di Trieste, perché mi sono ovviamente fatta dare anche tutti gli stanziamenti storici su questo importante servizio. Tutti questi fondi riusciranno a dare molti posti in più sia nei nidi, sia nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nei ricrestate, dove abbiamo aumentato al massimo la capienza dei posti disponibili, soprattutto sui ricrestate, che è uno dei servizi che ha avuto il boom più importante insieme a quello delle scuole dell'infanzia. Il problema storico dei ricrestate è che è un servizio molto particolare che si svolge ovviamente solo nei nostri ricreatori, che sono 13, e ovviamente la struttura ha quella capienza. Ho dato a disposizione che si aumentasse al massimo possibile, quindi all'overbooking del 20%, e siamo riusciti ad aumentare di quasi altri 200 posti, ma dopo anche i numeri li possiamo snocciolare un po' per darvi un po' la contezza del lavoro dietro. E dato che sono riuscita a portare a casa tutti questi fondi, riusciremo ad aprire anche una nuova sede di nido, che è quella dell'Isola Felice. Abbiamo scelto questa sede perché è abbastanza centrale, quindi sono certa che riuscirà ad avere successo e quindi anche avere una buona accoglienza dalle famiglie. In più ho deciso, date le numerose richieste che mi pervenivano dalle famiglie, di aprirne una anche in terza circoscrizione, che era scoperta da diverso tempo, che è la sede della scuola dell'infanzia comunale Sorelle Agazzi, che è una bellissima struttura, quindi un'altra struttura a disposizione, e così riusciamo a coprire quasi tutto il territorio comunale, che era anche uno degli obiettivi che mi ero data per quest'estate 2023. Siamo riusciti a darle, senza dimenticare la cosa più importante, tra le più importanti, quindi il sostegno anche ai bambini con disabilità, che è anche un tema molto molto particolare, perché come sapete, come ho già detto anche più volte proprio qui, i bambini con disabilità hanno necessità giustamente di avere un accompagnatore unico per poter essere ovviamente seguito nel migliore dei modi, e ovviamente questa particolarità andava a diminuire i posti di centro estivo, perché noi dobbiamo avere un tot di educatori. Se non ne abbiamo abbastanza, ovviamente il numero dei posti di centro estivo andava a diminuire. Adesso, con questo ulteriore finanziamento appunto che ho portato
nell'ultima ma prima variazione di bilancio che abbiamo fatto, e con questi altri 500.000 appunto riusciamo a dare queste risposte importanti. Quindi sono davvero soddisfatta e soprattutto ovviamente si può sempre fare di più, ma io credo che quest'anno il Comune di Trieste abbia raggiunto un livello di organizzazione per i servizi estivi davvero eccellente, quindi siamo soddisfatti insomma di quest'estate 2023, tanti investimenti li abbiamo visto per quanto riguarda i bambini e i ragazzi. Volevo ancora un attimo approfondire questo boom, no, che c'è stato. Lei diceva appunto c'è stato un exploit quest'anno di richieste, soprattutto per quanto riguarda Ricrestate. Ci sono anche dei dati, no, su questo? Sì, assolutamente, sono i dati ufficiali che poi sono stati ripresi anche dal quotidiano locale un po' di tempo fa. Le domande, per dire, nel 2019, io quindi faccio una distinzione chiara tra il periodo Covid e quindi mi riapporto sul 2019, erano 813, nel 2022 1102 e quest'anno 1504, quindi 400 richieste in più. E sono quasi raddoppiate dal 2019. Una cosa incredibile, e che anche gli uffici si rendono conto che è un trend davvero in crescita, è importante e non potevamo prevederlo. Per le scuole dell'infanzia, sempre per darvi dei numeri, nel 2019 2270 richieste, nel 2022 3106, quest'anno 4024, quindi davvero imponente. È vero. Per le scuole primarie, anno 2019 1181, anno 2022 1982 e quest'anno 2658. Tantissime. Ricrestate, siamo passati nel 2019 a 2314 richieste, nel 2022 3497, quest'anno 4108, quindi è davvero una cosa incredibile. Siamo ovviamente soddisfatti, ripeto, perché vuol dire che viene riconosciuto l'alto valore del servizio comunale, perché ricordiamoci che sul territorio comunque ci sono tante offerte di centro estivo privato, però si scelgono ovviamente i servizi comunali, questo ci fa piacere. Dopo, sulla serie di attività che andremo a fare, potremmo fare anche un piccolo focus. Senz'altro, ma sentiamo prima la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? No, buongiorno all'assessore Matteoni. Io volevo chiedere solo una cosa. Lei ci parla di numeri, di richieste. Sì, domande totali. Volevo parlare, ma se parla la signora, allora lei ci parla di richieste, tante richieste. Quante di queste richieste verranno effettivamente soddisfatte? Primo. Secondo, Borgo San Saggio è completamente fuori, perché la capriola viene chiusa, il nido Colibri viene chiuso per lavori, e non mi dica che sono lavori importanti, perché questo lo sappiamo, e mi sembra che anche la scuola Visentini, che una volta era Ricre, qualcosa del genere, e quest'anno non funziona, quindi Borgo è completamente fuori da tutte queste possibilità. I numeri di richieste posso capire che siano aumentate, perché effettivamente i centri estivi e tutte queste cose sono molto importanti, però i numeri si lasciano scrivere e le risposte effettive, cioè quante persone potranno entrare nei centri estivi comunali, questo però ancora non si sa. Primo. Secondo, volevo chiedere all'assessore chi ha dato l'autorizzazione per delle foto fatte nel giorno delle corse del Miracoli, in cui si vedono i bambini a tutto benissimo in faccia e vengono messe sul piccolo, bene in grande, però nelle scuole materne non c'è la possibilità, o nei nidi comunali non c'è la possibilità di avere le foto dei bambini che frequentano. Una volta si chiedeva una liberatoria ai genitori e i genitori
firmavano questa carta, e questo succede tuttora in tutte le scuole del comune di Trieste, tranne le comunali, e non si possono avere queste cose. Io penso che sia un ricordo bellissimo della crescita dei bambini. Forse lei, non so, non ha frequentato le materne, ma io che ho insegnato nelle materne vedo ancora le foto dei miei bambini e mi ricordo ancora di questi bambini. Perché adesso non si può fare? Perché non si chiede una liberatoria ai genitori? Ho capito, c'è una questa circolare è la richiesta. del garante della privacy. Questo garante della privacy però non si sa chi sia, non si sa chi chiedere una spiegazione, nessuno dà spiegazioni né alle mamme né agli insegnanti, se no circolari e cose del genere, però io vorrei una risposta precisa, perché solo nelle scuole materne e nidi comunali non si possono avere le foto dei bambini che frequentano le scuole, che sono dei ricordi bellissimi certo. in merito a questo. E Grazie, questo penso grazie, che non signora, solo io, ma anche domande. non solo la signora Laura, se il bambino frequenta una comunale o una privata, però ho chiesto il mio va già alle nelle elementari. private, Grazie comunque signora. Allora noi dobbiamo anche fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, ma l'assessore le risponderà subito dopo. Bentornati in diretta. Allora, sempre in compagnia dell'assessore Nicole Matteoni. Allora, voleva rispondere la signora alle tante richieste, no, che ha fatto riguardo intanto ai centri estivi e poi alle fotografie all'interno dei nidi e delle materne comunali. Certo, innanzitutto anche ci tengo a specificare che non andavo sopra, pensavo facesse una domanda e volevo rispondere, non avevo alcuna intenzione di interromperla. Per quanto riguarda l'accoglimento, è ovvio che quando noi si fa la programmazione dei centri estivi, che di fatto inizia già a ottobre-novembre, l'indicazione che io ho dato e che ho sempre dato da quando sono assessore è di aumentare i posti di centro estivo, ed è ovvio che noi non abbiamo accortezza ovviamente fino alla chiusura delle iscrizioni di quante famiglie decidono di accedere ai nostri servizi, quindi io le rispondo sul numero di posti di centro estivo che si sono aumentati da quando sono assessore. Nel 2021 nei nidi c'è un'estate che non ho gestito io, c'erano 549 posti, mentre quest'anno ne abbiamo 840, quindi un aumento direi significativo. Per quanto riguarda le scuole di infanzia, nell'estate 2021 c'erano 1472 posti disponibili, da quest'anno ce ne sono 2232. Le scuole primarie ce n'erano nel 2021 741, quest'anno 1074. Nei ricrestate 2019 abbiamo ovviamente 2110 posti, quest'anno con l'overbooking, quindi al massimo possibile della capienza come da mia indicazione, ce ne sono 2282. Ovviamente la percentuale di accolti in questo momento è inutile darla perché bisogna guardare il dato finale, qual è la ratio che spinge le famiglie a iscriversi. Io intanto mi iscrivo a tutti i turni, a tutto quello che ovviamente è possibile, e dopo pian pianino faccio le rinunce, perché sapete che c'è un sistema automatico tale per cui io posso scegliere di settimana in settimana quali siano i turni, cioè ogni 10 giorni circa i turni di centri estivi che voglio seguire, posso anche disdire, quindi la percentuale di accolti aumenta, tant'è che proprio per vedere quelle che sono le percentuali si fa il conto a fine diciamo dell'estate, e da lì si ha la vera percentuale di accolti e non accolti. In questo momento non trovavo la mail, mi riserverò di mandare i dati alla gentile Laura, quindi da lì anche vedrete un po' la situazione. Quello che voglio rimarcare è che i posti di centro estivo, come ho appena detto, come ho letto, sono aumentati esponenzialmente, quindi cercando di dare una risposta grandissima alle famiglie, e questo è un dato oggettivo, non sono
chiacchiere, quindi ci tengo a sottolinearlo. Poi c'erano altre domande per quanto riguarda le sedi di centro estivo, e ovviamente che le sedi interessate dai lavori di edilizia scolastica non permettono di poter aprire sedi ovunque noi vorremmo, perché questo è un dato di fatto. E diceva la signora Borgo, si fa ovviamente quello che si riesce nelle sedi che sono a disposizione, perché il problema dei lavori di edilizia scolastica, come lo ricorda sempre la mia collega Lodi, che è competente ovviamente per il tema, i lavori di edilizia scolastica si riescono a fare soprattutto di estate, quando le sedi sono senza personale, perché ci sono anche lavori importanti da fare che necessitano di avere le strutture libere, e quindi questo è anche un dato, è un tema ovviamente che è reale e non si può fare diversamente, perché come giustamente ha ricordato la signora e lo ricordo sempre anch'io, i lavori di edilizia scolastica si fanno senza se senza ma. Poi quali erano le foto. Ricordo, diciamo, all'interno degli asili nido e materne comunali. Allora, per quanto riguarda il tema della privacy delle foto, non è una scelta dell'assessore poterle fare o meno. Per quanto riguarda l'utilizzo delle foto e della privacy, con tutto quel che è il tema del rispetto delle normative vigenti sulla privacy, è stato comunicato alle famiglie, al personale in maniera chiara, ma lo ribadiamo tante volte, non c'è nessun problema di nuovo, che il DPO di ente, il Data Protector Officer, diciamo quello che si occupa di gestire l'applicazione della normativa per quanto riguarda il Comune di Trieste, ha disposto il divieto di diffondere le foto, posto che non c'è un divieto assoluto di fare le foto, ma di divulgarle da parte del personale del comune, e queste indicazioni sono state date in maniera puntuale a tutti. Dopo ci sono altre famiglie che mi hanno chiesto e manderò ancora delle lettere proprio per spiegare ancora in maniera più precisa questo punto. È ovvio che le foto sono un ricordo preziosissimo a cui tutti noi teniamo, però la normativa vigente e il DPO di ente ha disposto in questa maniera, e noi come Comune di Trieste e i dipendenti comunali non possono disattendere questa indicazione precisa, perché la foto è considerata un dato sensibile del minore, e anche di cui il genitore in teoria non può neanche dare il consenso al trattamento, perché è una cosa proprio che riguarda lui personalmente. Quindi questo è un tema che sinceramente l'abbiamo sviscerato tante volte. Io personalmente non sono d'accordo, ma è una mia posizione personale. La normativa e DPO di ente, ripeto, ha dato queste disposizioni, e su queste purtroppo bisogna attenersi. Per quanto riguarda le foto della corsa, probabilmente essendo stata fatta da Caritas, che non è un ente pubblico, un ente locale che deve avere certe probabilmente indicazioni da un DPO, ha fatto una procedura che gli ha permesso di divulgare le foto, e questo, diciamo, è un po' il riassunto sul tema. Poi per tutte le mamme e papà che hanno ancora bisogno di una risposta dettagliata, scrivetemi, che così anche vi giro la relazione puntuale di questo DPO che ha dato purtroppo questa disposizione. Chiarissimo, allora questa è la replica. Allora sentiamo subito un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? È caduta la linea. Allora, se ritiene, Assessore, completiamo anche il discorso sui centri estivi di Crestate, perché parlava anche di tante attività, no? Assolutamente, soprattutto sui Ricrestate c'è un'attenzione molto particolare su quello che riguarda le attività, ma penso che i genitori se ne siano accorti anche dai racconti dei loro ragazzi che frequentavano appunto
il nostro servizio. Ci sono 3 pilastri fondamentali sull'organizzazione e programmazione delle attività, che è lo sport, la cultura e lo svago. Per quanto riguarda lo sport si conferma la pluriennale collaborazione col CONI regionale, che ci dà un supporto molto importante per quanto riguarda la promozione delle attività sportive nei RICRE, e stiamo parlando quindi di tornare a fare tantissime attività, e una anche particolarmente ben apprezzata che è stato il badminton, che abbiamo provato l'anno scorso, ci hanno proposto questa nuova attività e devo essere sincera, è stata così ben accolta dai ragazzi che si riproporrà anche questa estate. E una delle particolarità dei nostri RICRE, noi quello che vogliamo dare è dare la possibilità a tutti i ragazzi di provare nuove attività sportive, nuove cose che se non si va proprio a cercarle è difficile appunto poterle provare. E vicino a queste attività sportive che sono importanti andremo sulla parte culturale, confermando la preziosa collaborazione col nostro teatro Rossetti. Teatro Rossetti ovviamente non ha bisogno di presentazioni, è un'istituzione del nostro territorio, un'istituzione che a me sta a cuore. Ho fatto anche lì consigliere d'amministrazione, quindi conosco il grande lavoro del teatro, della compagnia e ovviamente di tutti gli uffici, e sono felice dopo tanto tempo di ricucire e creare questa importante collaborazione tra Comune di Trieste e Teatro Rossetti per le scuole, e porteremo i ragazzi a Miramare a rivedere nuovi spettacoli con le bellissime marionette di Podrecca, che è uno dei tesori del Teatro Rossetti, che ci invidiano da dovunque. Sono davvero delle marionette meravigliose e che sono state anche riportate in vita grazie a un importante progetto di PCTO, mi sembra, che appunto permetteva a questi ragazzi di imparare l'arte del marionettista, quindi davvero un'arte un po' andata in disuso, un po' persa, che noi si è cercato di recuperare. Per quanto riguarda poi le attività di svago, ovviamente tutti i ragazzi andranno al mare, andranno anche a provare delle discipline sportive marine, chiamiamole così, tartufi e altro. Sfruttiamo anche la nostra risorsa mare, no? Anche perché l'estate deve essere anche questo, quindi è un momento di tranquillità, star con gli amici, ovviamente fare tante attività anche interessanti, ma anche giustamente andare al mare e riposarsi. Ci sta assolutamente. Allora, vedo che è arrivata una telefonata, sentiamola, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere una cosa alla signora Mattioli. Volevo sapere se nelle scuole, nei asili nido, ci sono dei controlli con le telecamere, cose varie, perché ogni tanto succede dei fatti poco gradevoli verso i bambini, perché adesso hanno messo l'obbligo di non fotografare i bambini, però sarebbe meglio che invece che non fare le foto per i bambini, controllare i maestri e assistenti, cose varie, che ogni tanto succedono delle cose molto sgradevoli, ma molto sgradevoli, anche che non viene fuori tante volte. Questo è interessante. La ringrazio, signora Mattioli. Grazie signora, buona giornata. Beh, ci sono stati dei casi, no? Anche in passato, sì, sono stati ci sono stati dei casi che sono finiti anche sulle cronache locali, e penso che si sia dimostrato quanto il Comune di Trieste sia attento e risponda immediatamente davanti alle segnalazioni e alle denunce dei genitori, senza se e senza ma, in maniera puntuale. Non ci sono i controlli con le telecamere per una questione appunto di privacy dei lavoratori e via discorrendo. Se ci sono casi appunto, come segnala la signora, di episodi sgradevoli, io vi invito a scrivere una mail alla dirigente del servizio, che è la dottoressa Manuela Salvadei, segnalando puntualmente il caso. Oltre alla dirigente, contattate il coordinatore pedagogico della struttura
ogni struttura educativa e scolastica del Comune di Trieste ha un coordinatore pedagogico, perché fa parte della nostra organizzazione e del servizio di qualità che noi offriamo, e quindi c'è sempre un referente a cui appunto rivolgersi, che ha permesso anche tante volte di appunto fare i dovuti controlli e segnalazioni anche alle autorità competenti qualora appunto si ravvisassero degli episodi passibili, insomma, certo. di reato anche. Quindi assolutamente voi dovete denunciare, segnalare, così che noi possiamo agire ed intervenire tempestivamente. Non abbiate paura, perché le segnalazioni ovviamente rimarrebbero anonime. Però ci serve saperlo, perché se noi non sappiamo non possiamo intervenire. Quindi questo appello lo rivolgo a tutti: quando venite a conoscenza di qualcosa o notate qualcosa, segnalatelo senza aver paura, assolutamente. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, poi entriamo anche nel tema più politico. Assessore, per gli attacchi recenti, insomma, proprio di ieri dell'opposizione. Allora, fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, sempre in compagnia dell'assessore Matteoni, c'è una telefonata in attesa, credo da prima, allora no, credo sia caduta la linea. Allora, assessore, dicevamo ieri l'attacco del Partito Democratico, ha fatto una conferenza stampa, insomma, attaccando un po' a tutto campo la giunta, la maggioranza frammentata, hanno detto opere ferme, insomma, tanti argomenti trattati in questo attacco a tutto campo. C'è stata anche una replica però da parte della Giunta, assolutamente, no? Sì, ho seguito il servizio proprio di Tele4 in cui sono stati intervistati il consigliere Russo, il capogruppo Barbo e il consigliere Salvati, e ho sentito solo tante fantasie contro il nostro sindaco, contro l'amministrazione comunale e ovviamente contro la maggioranza. È ovvio che l'opposizione deve fare l'opposizione, ci sta, però non dobbiamo dire tante bugie, perché dopo le bugie hanno le gambe corte. La maggioranza è salda e coesa, tutte a sostegno del sindaco di piazza, non c'è nessuna fuga in avanti, non ci saranno prepensionamenti, il comune andrà avanti e seguirà il mandato degli elettori che gli è stato dato nel 2021 e lavoreremo fino all'ultimo giorno appunto del mandato, senza se e senza ma. Ci è dispiaciuto un po' diciamo che ci fosse questa narrazione falsa e tendenziosa appunto di crisi nel centrodestra, che non ci sono. Ovviamente c'è stato, perché quello è una diatriba all'interno della lista di piazza, c'è stato quindi questo abbandono del gruppo, ma il totale sostegno dei 4 consiglieri al sindaco di piazza è sempre stato ribadito fin dal primo giorno. È stato un loro problema interno, sono nel misto e continuano ad essere presenti in tutte le commissioni, ai consigli comunali, a votare come centrodestra, quindi non c'è nessun problema di sorta. Quindi noi andremo avanti e, ripeto, coesi e con determinazione. Poi abbiamo voluto fare un comunicato congiunto proprio perché c'era una continua mistificazione, l'assenza degli assessori, che non è vero, 1000 paranoie sulle opere non compiute quando le opere vanno avanti. È ovvio che ci sono stati oggettivi ritardi su alcune opere, penso alla galleria di Piazza Foraggi, ma per l'approvvigionamento dei materiali, per altre situazioni non dipendenti dal Comune di Trieste, perché sappiamo che c'è purtroppo un conflitto in corso nel cuore dell'Europa. C'è stato ovviamente tutto quel boom del bonus edilizio che ha prodotto ovviamente dei problemi non da poco sul mercato, anche nel reperimento dei materiali, lo sappiamo tutti benissimo. È ovvio che questo ha comportato
varie problematiche che sono state di volta in volta anche spiegate, perché anche questo c'è da dire, il dialogo c'è, anche Tele4 è andato più volte a fare servizi, a comunicare alle persone come stavano andando avanti i lavori. È ovvio che quando si progetta si ha un obiettivo, un cronoprogramma, poi ci possono essere 1000 variabili, ma si va sempre avanti, non è vero che la città è ferma, che non si fanno le opere. Ci sono stati dei rallentamenti, questo è oggettivo, però si va avanti, non si sta fermi, non è che un'opera viene abbandonata lì e non sono sparite le macchine e gli operai dalla galleria di Piazza Foraggi, per fare un esempio, o da altre parti. Quindi rimandiamo al mittente tutte le accuse infondate, perché a noi ci è dato fastidio proprio che la sinistra utilizzi la bugia come strumento di lotta politica, e questo a noi non ci sta più bene, perché le continue accuse false che ci rivolgono necessitavano di questo comunicato, che è un mandato che è molto più lungo di quello che appunto ha riassunto la collega poi. Insomma, piuttosto intenso, comprendiamo il senso di frustrazione, impotenza, fastidio e gelosia, esordite così, certo, no? Certo, dell'opposizione. Perché davvero si stanno facendo degli interventi importanti ovunque nella città, penso anche lo stesso ex Porto Vecchio, noi lo chiamiamo Porto Vivo perché sta rinascendo con dei lavori incredibili, basta anche passarci vicino sui sottoservizi, cioè abbiamo messo chilometri e chilometri di tubature per poter dare di nuovo respiro a quell'area e renderla ovviamente più accessibile a tutte le realtà che vorranno arrivare. Sulle scuole stiamo facendo degli investimenti che non si vedono da nessuna altra parte d'Italia, siamo arrivati quasi a un complessivo 40 milioni di euro di investimenti su edilizia scolastica. Sulle scuole stiamo investendo tantissimo, penso appunto ai nostri centri estivi, ai servizi che noi diamo, 29 scuole dell'infanzia, 18 asili nido, 13 ricreatori. Insomma, i progetti ci sono tantissimi, abbiamo protocolli culturali, stiamo facendo tantissime attività culturali con il collega Rossi, stiamo facendo davvero, adesso inizierà con il collega Badbuder anche un piano iniziato ovviamente dalla collega Savino per tutte le nostre strade, per i marciapiedi, che è appunto in arrivo. Stiamo facendo di tutto e di più e non ci fermiamo e non ci risparmiamo. Penso anche a tutta la partita dei fondi PNRR, una cosa incredibile, siamo primi in Italia per quanto riguarda queste risorse, quindi una questione che preoccupa anche tanti comuni, no? Certo, perché se ne discute anche molto alla Camera, in cui noi diciamo anche molto al nostro Ministro Fitto di tenere alta l'attenzione sui comuni e sulle loro difficoltà, perché noi siamo veramente un comune virtuoso, dobbiamo essere felici di abitare a Trieste e di avere il personale che abbiamo. Me ne sto rendendo conto molto di più da quando sono a Roma, perché siamo davvero un territorio incredibilmente pieno di, come dire, di attrattività, ma anche di competenze che riusciamo a mettere in sinergia e portare risultati, che non è scontato. Negli altre parti d'Italia fate conto che non si è così, ma neanche non hanno fatto le domande del PNRR perché non potevano starci dietro. Noi con uno sforzo incredibile dei nostri uffici, adesso arriverà anche una mano, riusciamo a dare queste risposte. Abbiamo fatto le domande per appunto raccogliere più fondi possibili per migliorare la nostra Trieste, non è da poco, quindi davvero sono cose campate in aria. Di sicuro abbiamo noi una colpa perché non comunichiamo abbastanza quello che facciamo, quindi anche colpa della Giunta, mi metto in mezzo, e sarà nostra cura ricordare e comunicare di più tutto quello che facciamo, che è tantissimo, credetemi. Allora, un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Buccarelli. Buongiorno. Buongiorno. La deputata Matroni. Non le sentiamo benissimo, la voce va e viene. Vediamo. Aspetti, vado sulla finestra perché ecco, le mura meglio, sono meglio, molto meglio. Mi dica se ecco, adesso mi sente meglio? Molto meglio, sì, grazie. Eccolo, grazie a lei. Allora, io volevo chiedere una cosa alla Matteoni, sì? Proprio sull'Italia. È possibile che
questo PNRR, che non c'entra Friuli Venezia Giulia, la chiamo come deputata, ci siano delle proposte di bocciofile, di campi di golf e queste cose, quando succedono quelle cose anche in Emilia Romagna e non vengono fatti per proteggere dalle inondazioni o d'altro. Non so se la Camera confronta queste cose, penso di sì, perché non è possibile che ci sia la siccità, poi mi scusi l'espressione, quando un cane alza la gamba viene un'inondazione e ci sono dei decessi. Non è possibile tutto questo. Poi volevo dire alla signora Matteoni che è veramente è molto preparata, e chi dice che non riesce a far fronte a Roma e a Trieste è proprio in mala fede. Lei è preparata e io sono molto contenta di averla votata. Grazie. Benissimo, grazie a lei, buona giornata. Fra l'altro su questo tema, no, del doppio ruolo, che è stato anche oggetto di critica naturalmente, ci sono due mail da parte di due cittadini. Uno è Claudio Visintin che chiede quali sono stati i benefici, essendo lei onorevole a Roma, riguardo il suo lavoro in comune. Invece con spirito più polemico Luigi chiede com'è la sua giornata da politica con il doppio ruolo, no? Quindi c'è curiosità e interesse su questo tema da una parte e dall'altra, diciamo così. Sì. Facciamo allora inizio dalla telefonata. Allora, per quanto riguarda i casi specifici che ha menzionato su bocciofili e quello, può essere che rientrassero nella linea del PNRR degli impianti sportivi, che è una linea un po' particolare che ha destato tanta curiosità e anche tanta discussione, ma non conosco il caso, devo essere sincera, quindi non mi addentro di più su questo. È ovvio che le linee del PNRR, come sono state costruite, noi le abbiamo, come dire, un po' subite perché c'era un altro governo e sono state fatte di sicuro, a mio avviso, degli errori importanti, ma ormai la partita è andata, è iniziata e adesso bisogna giocare. Quindi noi su questo tema a Roma stiamo molto attenti, perché continuiamo a chiedere supporto del governo ai comuni, che è essenziale, come dicevo, e c'è necessità ovviamente di parlare anche per quanto riguarda le scadenze che ci impone l'Europa su questi fondi sono molto stringenti e non vanno ovviamente in accordo con anche le tempistiche che ci impone il codice degli appalti per quanto riguarda tutta la programmazione dei lavori pubblici, tant'è che appunto si è deciso di intervenire anche su questo fronte tramite appunto un provvedimento del ministro Salvini, su cui appunto stiamo vedendo ancora alcune cose, ma che dovrebbero aiutare un po' le procedure, perché ovviamente se dovessimo seguire pedissequamente le disposizioni del contratto dei lavori pubblici, il termine del 30 giugno 2026 per la consegna di tutti i cantieri è davvero problematica e molto difficile, ma proprio perché ci sono anche dei problemi oggettivi già adesso, ripeto, proprio quello del bonus edilizio che ha messo in crisi un po' tutto il settore e che ha prodotto poi dei problemi a cascata. Se poi continuiamo anche ad avere un conflitto, come dicevo, alle porte di casa, che va ad aumentare le problematiche dell'economia e dei mercati, non sarà semplice. Quindi per quanto riguarda appunto il trattare le scadenze del PNRR è fondamentale, e su questo noi stiamo addosso, perché siamo le voci dei comuni, che non è banale. Ci sono tanti colleghi di tutti gli schieramenti, perché anche questo c'è da dire, che fanno anche ricoprono ruoli nelle amministrazioni comunali, dai consiglieri ad assessori, ovviamente in vari comuni, e questo è un valore aggiunto, perché tante volte quando si è lì si dimentica le specificità dei territori,
perché è difficile tenere in considerazione tutto quanto, perché un ministro e soprattutto il governo giustamente guarda nell'insieme, però ci sono territori che hanno tante problematiche diverse e non ci nascondiamo anche che il divario nord e sud è molto pesante per quanto riguarda l'organizzazione interna dei comuni e anche del territorio, quindi sono cose che i deputati devono fare e ricordare, e come appunto si diceva, avere questo contatto continuo ci permette di di parlare molto più facilmente con i nostri sottosegretari, con i nostri ministri, per ricordare appunto le difficoltà e le prospettive del territorio, che ripeto non è una cosa banale. Dire a Roma quel che succede sul territorio è decisivo ed è importantissimo, e lo fanno tutti da sinistra a destra, ripeto, e sfruttano queste occasioni per dare più voce al territorio. Per quanto riguarda sì, la giornata, io ovviamente sono una persona non organizzata ma di più, super organizzata, oggettivamente riesco a farlo anche perché ho 35 anni, fra 15 anni probabilmente non riuscirei a fare tutto quello che faccio, anche perché ho anche tanti impegni di partito, ma io lo faccio con tanto entusiasmo. Sono una persona che ha sempre lavorato tantissimo, io ho sempre studiato e lavorato, non mi sono mai sottratta a nessun incarico, a nessuna sfida, e in questo momento riesco a farlo tutto perfettamente, e nel momento in cui ci dovessero essere però, come si prospettano, anche altre nuove occasioni di crescita, dopo faremo le dovute considerazioni. In questo momento lo faccio, i risultati io penso di portarli a casa, i dati sono dati, gli investimenti, quello che appunto riesco a costruire insieme agli uffici, che non ringrazierò mai abbastanza per il lavoro di supporto, è un dato oggettivo. I progetti che si fanno nelle scuole, nei nidi, nei ricreatori, non è che così nascono per caso, perché c'è una presenza divina che dà i suggerimenti, no, sono indicazioni precise dell'assessore che segue i progetti, che porta a casa i risultati e che trova i fondi. Questo anche per quanto riguarda le biblioteche, se penso al Bloomsday che stiamo portando a casa e che verrà tra poco presentato, se penso ai Festival della Coscienza di Zeno per il centenario che cade proprio quest'anno, per Trieste città della letteratura, abbiamo aperto la nuova biblioteca Marinelli. Ecco, io vorrei che si vedessero i risultati che portano a casa, tanto più della polemica sterile che sento appunto da una posizione che è prima di contenuti e di progettualità. Giudicatemi su quello che faccio, non su altro. Su altro. Allora, ha citato così anche nel suo discorso il problema in realtà no, ha citato l'università, no? Gli studi universitari, diceva ho sempre studiato e lavorato, e c'è in questi giorni proprio esplode la protesta degli studenti per il caro affitti, no? Volevo chiederle, ne abbiamo dibattuto molto anche nella prima parte della nostra trasmissione, insomma è un fenomeno che sta crescendo, si sta allargando un po' a macchia d'olio in tutta Italia, cosa pensa insomma di queste richieste degli studenti? Hanno perfettamente ragione, c'è da fare un lavoro in primis di accordo tra comuni e regione, perché ricordo che soprattutto sui temi universitari la regione ne fa la parte da leone. Se penso alla nostra Trieste con la riqualificazione dell'ex ospedale militare, di tutte le palazzine vicino all'università per dare sempre più posti letto agli studenti che vengono da fuori, si è fatto tantissimo e si deve continuare a fare, e su quella la progettualità e la programmazione c'è. Nelle città ovviamente più grandi, penso a Roma e penso a Milano ancora di più, i prezzi sono decisamente
scandalosi, perché si arrivano a 1.000 euro per anche una stanza se si ti avvicini al centro, che sono costi insostenibili e che vai poi a di fatto non riconoscere il diritto allo studio, perché se io voglio studiare qualcosa di particolare a Milano non lo posso fare per queste cose qui, e sinceramente è un tema che bisogna affrontare e agire anche immediatamente, iniziare subito la programmazione dei lavori, ma ci deve essere una sinergia soprattutto tra comuni e regioni. In Friuli Venezia Giulia, c'è da dire, è stato fatto con tutte le amministrazioni, sia di sinistra che di centrodestra, uno perché siamo un territorio molto virtuoso e anche perché abbiamo voluto investire molto sulle nostre istituzioni universitarie e continuiamo a farlo. La collaborazione con l'università è sempre attiva e vogliamo anche renderla più attrattiva, e penso appunto anche al festival con la coscienza di Zeno, che è il comune e come comune stiamo portando avanti, che vede anche l'università coinvolta. Allora sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno, sono Alessandra. Alessandra, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere qualche cosa all'onorevole Mattioni a proposito di un argomento trito ritrito, quello dell'ovovia. Allora, premetto che grazie al mio titolo di studio capisco tanto di geologia, tanto di ambiente, tanto di ecologia, eccetera. Ma lasciamo stare questo che è stato dibattuto abbondantemente. Mi chiedo se dal punto di vista del traffico non sarebbe stato più utile un tram che portasse da Campomarzio a Miramare, e se proprio dobbiamo fare questa ovovia, farla da Montegriso a Barcola, tutto qua. Grazie, aspetto la risposta. Grazie signora, buona giornata. Allora, Alessandra fa una domanda precisa, no? Sì, sul tema della cabinovia, devo essere sincera, io ho seguito molto il dibattito, mi sono fatta spiegare dal dirigente Giulio Bernetti tutta l'operazione, come è nata, perché si è pensata a questa infrastruttura molto particolare, c'è da dire, perché non si trova ovunque, e appunto si è voluto puntare su questo tipo di infrastruttura perché si è ritenuto che fosse l'infrastruttura come dire, ideale per collegare il centro al cosiddetto accesso nord, per appunto dare una possibilità in più a chi viene a Trieste di avere un ingresso diciamo migliore. Sul tema del tram, quindi di altri progetti vicini, se ne era discusso, però non sono andata a chiedere dei particolari per quanto riguarda la funzionalità, o se c'era l'esigenza di avere questo tram da Campomarzio a Barcola o altro. Quindi il progetto nasce come una risposta al problema appunto dell'accesso in città, e si è trovata questa soluzione tecnica che può piacere, non può piacere, però è stata approvata, come abbiamo tante volte detto, ripetuto, dai ministeri. Si fa, poi sinceramente qualcuno in campagna elettorale addirittura è andato a metterla come posizione politica: bocciamo la cabinovia, votatemi se volete bocciare la cabinovia. Ha perso, quindi sinceramente io sento tante persone che sono contrarie, che ovviamente chi è contrario fa sentire di più la sua voce, ma per quanto riguarda il progetto della cabinovia io credo che ci sia, anzi sono sicura che ci sia anche tanto consenso sul tema. Per quanto riguarda Montegrisa, sinceramente, ma la mia idea assolutamente personale, se c'è la possibilità di cambiare il progetto e di fare questa aggiunta, secondo me assolutamente è una strada appunto da perseguire, perché varrebbe la pena, però devo essere sincera, sulla opzione Montegrisa non me ne sono occupata. È un'opportunità, però probabilmente con un progetto che è andato così avanti, che abbiamo fatto la gara eccetera, penso non ci sia più la possibilità di fare in questo momento un allargamento della tratta, però in futuro se ci saranno altre risorse e c'è la possibilità appunto di farlo,
secondo me perché no? Però si può vedere anche in futuro, perché comunque si tratta di fare un altro pezzo che non vincola tutta l'operazione, quindi secondo me si può vedere anche ci si può pensare. Sì, insomma. penso di sì. Non so se riusciamo a sentire l'ultima telefonata, se è solo telegrafica, davvero, perché abbiamo un minuto. Pronto, buongiorno. No, è caduta la linea, allora leggo solo l'ultima mail arrivata, così diamo voce ai nostri telespettatori. Chiedeva il signor Roberto se è possibile aprire provvisoriamente l'area del parcheggio della fiera finché non inizieranno i lavori, perché sarebbe una momentanea soluzione alla mancanza di posteggi in quella zona. Ecco, su questo è un problema perché infatti, se iniziano i lavori non so per quanto tempo appunto si potrebbe fare questa apertura, e sinceramente sul cronoprogramma di quel progetto specifico non sono aggiornata, quindi di sicuro porrò diciamo, il tema ai colleghi e vedo se c'è per caso qualche soluzione. Assolutamente, vediamo. Va bene, ringraziamo l'assessore Nicole Matteoni per essere stata con noi, la invitiamo a tornare a trovarci presto. Grazie all'invito e qualsiasi cosa vuoi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Sveglia Trieste torna domani puntuale alle 7. Grazie, buona giornata.